Bentrovati, buongiorno telespettatori di Antenna 3, un'altra giornata di cronaca, attualità politica tutta da raccontare. Come sempre i fronti aperti sono tantissimi, aperti dall'emergenza Covid e non solo. Da dove partiamo? Partiamo da un volo d'uccello su quello che sta succedendo a livello nazionale e internazionale. Ci aiuta in questo l'ANSA, perché crolla la spesa delle famiglie, i consumi a meno 6,4% sui risparmi. Lo rivela l'Istat parlando di una brusca contrazione legata alle misure di contenimento dovute all'emergenza Covid. Sempre secondo i dati diffusi dall'Istituto, la pressione fiscale nel primo trimestre è stata pari al 37,1%, in crescita di 0,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. C'è ancora tensione invece a Mondragone, dove da lunedì è stata istituita una zona rossa. Ieri hanno fatto il giro d'Italia non solo le immagini delle proteste dei reclusi, di fatto dei soggetti che sono stati appunto confinati in questa area rossa, una cinquantina di contagi da coronavirus. Questa mattina è stato incendiato anche un furgoncino. A livello internazionale, a livello comunitario invece ci sono le dichiarazioni di Christine Lagarde, presidente della BCE, che dice: il peggio ce lo stiamo lasciando alle spalle, la nostra risposta sarà imponente. Questo quindi a livello comunitario, dove c'è grande attesa per il vertice del 17-18 luglio, quando a Bruxelles si riuniranno i premier dell'Unione Europea per decidere sulle sorti del recovery plan, che adesso è stato denominato Next Generation EU, quel piano, per intenderci, da 750 miliardi di euro tra prestiti e contributi a fondo perduto. C'è poi una polemica a livello nazionale, perché i parenti delle vittime di Genova del ponte Morandi hanno detto che non saranno presenti all'inaugurazione della nuova struttura, del nuovo ponte. C'è poi la vicenda umana, sportiva di Zanardi, di Alex Zanardi, il campione che si trova ancora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Siena, dove è tenuto in coma farmacologico. Sarà probabilmente risvegliato la prossima settimana, così dicono gli ultimi bollettini ufficiali. C'è un'equipe di medici che sta lavorando al caso. In nottata il figlio di Alex Zanardi, Nicolò, ha postato un messaggio su Instagram, possiamo vederlo, dove di fatto incoraggia il padre e dice: mi manca quel tuo sorriso, ma so che lo rivedrò presto, tutti noi lo rivedremo presto. Questo quindi è il messaggio di Nicolò Zanardi, scritto appunto al padre. Migliaia ovviamente i commenti di incoraggiamento per il campione. A Noventa Padovana c'è uno striscione, campeggia uno striscione, dove la comunità appunto incoraggia e abbraccia idealmente il campione e tutta la sua famiglia. Questa è la situazione a livello generale, nazionale e comunitario, ma veniamo a noi. In attesa di collegarci con il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, andiamo a Padova, perché a Padova piove di sacco, c'è il primo ospedale reparto Covid-free. Vediamo.
È stato il primo reparto Covid aperto nella provincia di Padova ed è stato anche il primo a chiudere. Dopo 30 giorni senza accessi di pazienti positivi, a Piove di Sacco, l'URT, l'unità riabilitativa territoriale, si appresta a ritornare alla normalità. A settembre infatti tornerà in funzione. Il reparto all'interno dell'ospedale Immacolata Concezione era stato inaugurato a novembre, ma a febbraio, a causa dell'emergenza coronavirus, si era visto costretto a cambiare completamente destinazione. Sono stati mesi intensi per i sanitari. La riabilitazione territoriale al reparto Covid subito dopo la chiusura dell'ospedale di Schiavonia la sera del 21 febbraio. Le persone sottoposte a tampone venivano accolte in attesa dell'isolamento fiduciario in casa oppure del trasferimento in altri ospedali della provincia. In pochi giorni, ricordano i sanitari, metà reparto era in mano ai rianimatori, l'altra metà ai medici internisti. Il ricordo più brutto per medici e infermieri è legato alla tosse, uno strazio veder tossire i pazienti per ore senza sosta. Rivivo la condivisione delle paure, delle incertezze, dell'incubo di portare a casa il morbo in famiglia malgrado l'autoisolamento che ci siamo imposti, tutti insieme a lottare contro questa pandemia senza se e senza ma, bardati per ore dentro scafandri sigillati, ricorda l'infermiere Roberto Boscolo, che racconta anche uno dei tanti momenti di condivisione del dolore. Lacrime nascoste raccolte nella mascherina quando misi in contatto un marito ultra ottantenne di una nostra paziente, sentendo che gli diceva che l'amava, che era la sua vita, rassicurandola. Questo ed altro è stato il valore aggiunto di questa terribile esperienza, ricorda Boscolo. Questo quindi a Piove di Sacco e ci dimostra che l'emergenza sanitaria è quasi finita, anche se il livello di guardia resta elevatissimo. Del resto lo abbiamo visto anche pochi minuti fa, ci sono dei focolai anche importanti in Italia, Mondragone, ma dei casi ci sono anche a Bologna. C'è il caso tedesco, il riacutizzarsi del virus nell'estremo oriente, in Giappone, quindi non solo in Cina. Allerta quindi che rimane assolutamente elevata. Anche ieri il governatore Zaia ha di fatto lanciato un nuovo appello, l'ennesimo, soprattutto ai giovani, dicendo ragazzi, state attenti perché il rischio di reinfezione è un rischio elevato. Quindi la fase 3 ben venga, ma non sia interpretata come un liberi tutti. Serve la misura del distanziamento sociale, serve anche la mascherina, serve quindi adottare tutte quelle buone pratiche di cui abbiamo tanto parlato in questi mesi. Oggi, lo vedremo poi collegandoci con Marghera, sarà con ogni probabilità diffusa una nuova ordinanza regionale in tema di trasporti, peraltro annunciata nei giorni scorsi. Anche la conferenza stampa di Zaia è alle battute finali, formalmente, ufficialmente terminerà martedì 30 di giugno. Dopo ci saranno ovviamente dei punti di aggiornamento perché i fronti aperti restano comunque tantissimi. C'è poi una campagna elettorale che incombe e questo è fuori discussione. Ce ne siamo accorti in questi giorni con le prime tensioni anche alte tra alleati del centrodestra, tra Zaia e Giorgia Meloni in particolare, proprio sul tema dell'autonomia. Domani all'Hotel Ambasciatori di Mestre prenderà il via la campagna elettorale del Movimento 5 Stelle. Ci sarà il ministro D'Incà che dovrebbe collegarsi per l'appunto tra pochissimi minuti. In attesa sempre del collegamento, chiedo però alla regia se è possibile mandare in onda Achille Variati che fa un po' il punto della settimana governativa sul fronte dei contributi ai comuni, perché nel corso della settimana l'esecutivo ha adottato dei provvedimenti per le amministrazioni comunali che come sapete sono in difficoltà proprio a causa dell'emergenza Covid. Già le casse comunali erano polverose, il Covid le ha di fatto prosciugate. Ci sono anche buone notizie per i sindaci dei piccoli comuni che si vedranno aumentare le indennità che al momento sono irrisorie, ma sentiamo Variati.
settimana positiva dal mio punto di vista per i comuni, ci ho molto lavorato. Innanzitutto finalmente alziamo l'indennità dei sindaci dei piccoli comuni fino a 3.000 abitanti. Sindaci che hanno le stesse competenze dei sindaci dei grandi centri e sono stati molto trascurati. E lo Stato mette a disposizione a livello nazionale 10 milioni affinché questo aumento dell'indennità pesi il meno possibile sul bilanci dei piccoli comuni. E poi una sovvenzione che ha il sapore di una prima rata, di una prima anticipazione per il minore introito che i comuni hanno avuto per effetto del taglio dell'IMU sugli alberghi e sulle strutture ricettive del paese dopo il Covid, e ci sono circa 7 milioni che vengono dati ai comuni come ristoro del minore introito, così come altri 10 milioni e mezzo verranno dati ai comuni veneti per ristorare i plateatici che i comuni stanno dando gratis ai commercianti, ai bar, eccetera, perché riprendano con maggior forza la loro attività dopo il Covid. E ancora, a livello veneto, altri 14 milioni per ristorare l'imposta di soggiorno, quella che pagano normalmente i turisti, ed essendoci meno turisti, 14 milioni di ristoro per il minore introito da parte dei comuni. Insomma, buone notizie. Ecco, buone notizie, dice Variati. Di fatto i provvedimenti sono tanti, si stanno accavallando, ovviamente c'è un dibattito in corso sulla loro efficacia, come è normale che sia anche all'indomani degli stati generali dell'economia che si sono tenuti nelle settimane scorse a Villa Pamphili. In ballo il taglio al cuneo fiscale dal 1° di luglio, il possibile, non ancora certo, taglio dell'IVA seppure per un periodo limitato. Quindi ci sono diverse misure sul tavolo. Per fare il punto di queste misure vedo collegato proprio in questo momento, e lo ringrazio come sempre, il Ministro Federico D'Incà. Buongiorno Ministro. Buongiorno a voi tutti, grazie per l'invito. Grazie a lei, so che oggi è impegnatissimo, quindi un grazie doppio proprio perché riesce a dedicarci 5 minuti del suo tempo. Partiamo dalle cose di casa nostra, ecco, diciamo così, perché domani lei sarà all'Hotel Ambasciatori di Mestre per avviare ufficialmente la campagna elettorale del Movimento 5 Stelle e del candidato presidente Cappelletti. Sì, è vero. Domani saremo a Mestre e presenteremo ufficialmente i nostri candidati, in particolare il candidato a presidente per la Regione Veneto del 5 Stelle, che è Enrico Cappelletti. Un uomo che conosco ormai da molti anni, ha fatto un'esperienza nella scorsa legislatura come senatore della Repubblica e oggi si presenta per poter dare una visione nuova, una visione innovativa al Veneto, costruita sui grandi temi dell'innovazione tecnologica, del digitale, come è diciamo nelle corde del Movimento 5 Stelle, e poi con la grande sfida per la green economy, una soluzione verde di economia sostenibile che ci possa permettere di affrontare il futuro, che passa per il recovery plan, passa per il recovery fund, per questa grande opportunità per cambiare il nostro paese, rilanciandolo e partendo anche da quel decreto semplificazioni che arriverà nei prossimi giorni, che tutti quanti aspettano e che in pratica tutte oltre le 112 sigle che sono venute agli Stati Generali dell'Economia hanno richiesto e che noi abbiamo accolto, preparando questo decreto che sarà un grande momento di rilancio per il nostro Paese. Ecco, tra l'altro un decreto semplificazioni che lei aveva annunciato circa un mese fa proprio qui da noi, era tra l'altro un venerdì mattina. Le imprese se lo aspettano, è la prima cosa che chiedono fondamentalmente, più dei contributi a fondo perduto. Quindi che tempistica ci può dare, vista l'aspettativa nei confronti di questo provvedimento? Come voi sapete, il nostro Paese ha una burocrazia enorme che produce delle problematiche nei termini di gestione delle infrastrutture,
di mettere a terra tanti investimenti e i soldi che sono presenti nei fondi per gallerie, strade, sistemazione per quanto riguarda gli edifici scolastici. È tutto complicato nel nostro paese. Quello che noi vogliamo fare è poter semplificare, togliere finalmente burocrazia e rispondere alle esigenze che ci sono state dette. Come tempistiche, credo che la settimana prossima andremo in Consiglio dei Ministri con il decreto pronto. Ci è voluto 2 settimane adesso per poter accogliere anche le indicazioni fornite agli Stati Generali da parte di tutte quante le associazioni di categorie che si sono presentate e come risposta a tanti imprenditori che ci dicono che bisogna accelerare. Noi lo stiamo facendo, lo vogliamo fare in questa voglia anche di dimostrare anche all'Europa che l'Italia si sta muovendo in maniera molto veloce. Siamo il paese che per primo ha rimesso in funzione le proprie attività industriali il 4 maggio, il 18 maggio abbiamo riaperto tutto, dal primo di giugno abbiamo riaperto tutte quante le attività legate al passaggio da una regione all'altra e dal 15 all'interno di Schengen le persone possono venire nel nostro paese il 15 di giugno per trascorrere le ferie. E sul tema delle ferie invito tutti quanti a utilizzare quel bonus vacanze che abbiamo dato, sono 500 euro per i nuclei familiari superiori alle 3 persone. Invito anche i tanti albergatori a proporre il bonus vacanze. Perché dico questo? Perché è semplice, perché può essere scontato in banca anche da parte delle aziende che lo ricevono e corrispondere all'80% in detrazione immediata, scusatemi, il 20% e come sconto immediato per il cliente che va in albergo. Quindi quando il turista viene in quell'albergo arriva con un possibile sconto che va dai 150 euro fino ai 500 euro se il nucleo familiare è superiore a 3 persone e in qualche maniera poi può spendere questo risparmio di soldi nell'attività commerciale, nei ristoranti della zona, può aggiungere altre possibilità di consumi sempre responsabili su quel territorio. Quindi è una grande opportunità che dovete cogliere al volo. A tal proposito ricordiamo che c'è anche l'app Io e insomma adesso il sistema risponde e si può concretamente richiedere questo bonus vacanze. Sono molto contento perché sai cos'è? Mi fa molto piacere che tu abbia indicato l'app Io, che diventerà il sistema con cui parleremo ai nostri cittadini. Vi sarà il cassetto fiscale all'interno, il cassetto sanitario, cioè cambiamo questo paese, facciamolo diventare un paese leader non soltanto all'interno dell'Europa ma a livello mondiale, perché ci siamo accorti che il digitale serve. È per questo motivo che c'è l'app Io, c'è l'app Immuni, anche l'app Immuni. Io lo dico a tutti i veneti, c'era una polemica qualche giorno fa per cui insomma c'era l'app del Veneto, ma come si fa a fare un'unica app? Ci vuole un'app per tutta Italia, forse per tutta Europa anche, nella quale vi sono le basi dati, perché se un veneto va in Emilia Romagna perché si sposta, perché va a lavorare, perché va in ferie, perché va in vacanza, deve poter confrontare, deve poter sapere se ha incontrato persone che poi hanno sono state soggette al coronavirus e quindi dobbiamo scaricare l'app. È molto semplice, io l'ho fatto con mio padre, con mia madre, con mio fratello, con mia moglie, perché serve poter comprendere se sei venuto in contatto, in modo tale che poi puoi fare il tampone e gli altri passaggi necessari. Noi, per far sì che l'economia riprenda in maniera veloce, dobbiamo essere tranquilli, sicuri, dobbiamo passare da quei 200 casi che ancora ci sono oggi nel nostro paese e anche quei focolai come Mondragone, come alla Bartolini a Bologna. Dobbiamo spegnere questi focolai, passare da 200 casi a 2 casi nel nostro paese al giorno. Dobbiamo cogliere anche le persone che lo portano in giro essendo asintomatiche. Questo è il nostro dovere, poi sempre con le precauzioni. Io, come vedete, una mascherina oggi sono anche trovabili molto più facilmente, la porto sempre con me e la utilizzo al massimo. Però ci vuole che tutti quanti facciamo squadra insieme. Questo è il momento in cui il paese deve fare squadra. Tutti quelli che costruiscono polemiche non servono a nulla. E la tecnologia in questo aiuta, Ministro. Facciamo un passo indietro. Prima abbiamo parlato di elezioni regionali. Il tema sul tavolo questa settimana, ma non solo questa settimana, è quello dell'autonomia. Abbiamo assistito a vere e proprie scintille fra Zaia e Meloni su questo tema specifico. Ecco, sgomberiamo subito il campo da ogni dubbio. Che cosa pensa il Movimento 5 Stelle dell'autonomia e cosa farà a livello governativo, visto che ha comunque la palla in mano il 5 Stelle?
credo che mi abbiate visto praticamente ovunque fare campagna elettorale per l'autonomia del Veneto, e oggi sono ministro e portiamo avanti questa iniziativa attraverso una legge quadro con Francesco Boccia. Siamo il governo che, insomma, quello precedente, curiamo con la Lega, non avevamo fatto praticamente nulla, eravamo arrivati a un punto fermo. In questo governo invece vogliamo fare una legge quadro, parlare con le regioni, avere un sistema che ci permetta di rispondere anche ad altre regioni quando vorranno fare un processo di autonomia, magari alcune invece non saranno interessate. Ci sono regioni che probabilmente vorrebbero scaricare a livello centrale delle competenze che hanno oggi perché non sanno gestirle. Diamo la possibilità a chi vuole correre di più, e quindi ad esempio il Veneto, la Lombardia e l'Emilia Romagna. Dall'altra parte cerchiamo di compattare alcune materie che probabilmente devono essere gestite a livello nazionale. Mi viene in mente l'informatica, il digitale, a livello locale non si possono gestire, sono materie che hanno un valore globale ormai. Quindi ci vuole molta intelligenza. E più, io l'ho detto più volte, abbiamo 21 sistemi sanitari nel nostro paese, 21 risposte diverse, si è visto, la Lombardia è diversa dal Veneto, molto diversa dall'Emilia Romagna o dal Piemonte. Dobbiamo capire quali sono i sistemi che hanno funzionato in maniera corretta e come migliorare quelli che sono andati, diciamo, peggio in questo momento. Quindi forse bisogna confrontarsi, forse la Stato-Regione deve diventare un luogo in cui si parla molto di più, in cui si ragiona tra presidenti delle regioni, ministri competenti, ragionare di più come Stato capace di essere unito, di avere delle sue locomotive al suo interno che corrono di più, poter confrontarsi a livello europeo, all'interno di un'Unione Europea che deve essere più forte, perché siamo ormai stufi di sentire persone che mettono sempre in discussione a livello europeo. Poi quando è ora per trovare soluzioni grandi ci vogliono tanti paesi insieme, perché poi da soli è molto difficile. Ecco perché abbiamo fatto un sistema di ricerca con gli altri paesi, con la Francia, con la Germania, che ci permetterà di arrivare ad un vaccino in breve tempo. Abbiamo già contribuito alla creazione di questo consorzio e saremo tra i primi paesi al mondo a poter avere il vaccino. Queste cose sono faticose, si costruiscono senza molta polemica, lavorando sodo ogni giorno, come sta facendo il governo e come Conte, con cui discuto e parlo ogni giorno, sta facendo, dedicandosi anima e corpo ogni giorno per riuscire a far sì che questo paese possa riprendersi nel minor tempo possibile e davvero un ruolo internazionale molto più forte di prima. Ministro, grazie mille per questo suo intervento. Grazie a Federico D'Inca. Grazie, buon lavoro davvero. Buon lavoro, Ministro. E adesso vedo Anna Maria Parisi, eccola, sì, la vedo. Anna Maria Parisi in diretta dall'unità di crisi e di Marghera con Paola Barbato. A te la linea, Anna Maria. Buongiorno Cristian e buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Siamo qui come di consueto da oltre 3 mesi al punto stampa del Presidente del Veneto Luca Zaia dalla sede della Protezione Civile regionale, come noto, al quartiere Cita a Marghera. In attesa della conferenza era previsto oggi il punto stampa con l'assessore regionale alla cultura Corazzari per fare il punto per una nuova ordinanza in merito al rilancio della cultura nel Veneto. Ecco, era stata anticipata anche come di consueto con i comunicati stampa, ma improvvisamente è cambiato tutto. Non ci sarà il punto stampa con l'assessore Corazzari e potrebbe a questo punto esserci il punto stampa invece che verterà sulla questione dei trasporti. Il trasporto pubblico è una conferenza stampa, o meglio un'ordinanza tanto attesa da diversi giorni. Infatti sono giorni che anche qui dal punto stampa noi giornalisti si chiedono dettagli in merito al trasporto pubblico locale, come sappiamo in particolar modo per quanto attiene a Venezia. Parlo di Venezia perché dista poco meno di mezz'ora da qua. Abbiamo visto la questione degli assembramenti, soprattutto agli imbarcaderi dei vaporetti, ma anche negli autobus. Abbiamo visto anche cos'è accaduto giusto ieri con una barca di Alilaguna che è obbligata a portare, secondo il regolamento, il capitano è obbligato a portare secondo il regolamento proprio dello stesso brand un tot di persone, non più di 40, essendocene invece quasi il doppio, ha lasciato a terra la metà
dei passeggeri, con il risultato qual è stato? Che anche l'altra metà che era salita a bordo è scesa per protesta. Vabbè, comunque insomma sicuramente allora potrebbe esserci, ma il condizionale d'obbligo a questo punto, l'ordinanza sul trasporto pubblico. Un'altra ordinanza che è in canna, come ha detto proprio giusto ieri il governatore Zaia, potrebbe essere quella degli sport di contatto. L'abbiamo chiesto anche ieri in merito al blocco del CTS, il Comitato Tecnico Scientifico, che aveva detto non si può assolutamente riprendere questa attività, ma ci stiamo lavorando, ha detto Zaia. E un altro punto è quello dei giornali. Come sai, Christian, i giornali negli esercizi pubblici, che possono essere i bar piuttosto che dalle estetiste, dalle parrucchiere, non sono più presenti da tempo, perché era stato detto all'epoca del lockdown, possibili mezzi per trasmettere il virus, e potrebbe esserci anche un'ordinanza in tal senso, non lo sappiamo. La probabilità è quella che possa esserci delle nuove linee guida che verrebbero presentate proprio a breve sul trasporto pubblico locale. Sentivo prima che parlavi con l'ospite in studio, con Dinka, di questa app in merito appunto all'argomento che stavate trattando. Invece per parlare proprio anche di un'altra app, è quella che è andata in tilt domenica scorsa, ma non relativamente al caso Immuni, ma sulle spiagge di Jesolo. In questo caso parliamo della spiaggia Libera. Evidentemente sai che c'è la possibilità di andare in spiaggia libera a Jesolo prenotando il tuo posto in questa applicazione, la famosa app. Ebbene, sembra sia andata in tilt proprio perché c'era un numero eccessivo di gente che voleva prenotarsi. Tratteremo di questo argomento anche questa sera nel corso del telegiornale delle 19, dove tratteremo anche un altro argomento molto importante, quello dell'ordinanza varata giusto ieri dal sindaco di Jesolo Valerio Zoggia contro la vendita di alcolici dalle 20 a partire da domani nei bar e dall'1 invece nei locali da ballo, cosa che ha provocato l'ira del rappresentante di Confcommercio di Jesolo nei confronti del sindaco Zoggia, non soltanto per il provvedimento in sé deciso, diciamo, per via della maxi rissa che c'è stata giusto lo scorso fine settimana, sabato scorso, a Jesolo, tra un gruppo molto numeroso di ragazzi, ma anche appunto per contrastare gli assembramenti proprio nel momento in cui ci si incontra per certo, così festeggiare e stare tutti in compagnia. E allora non soltanto per questo, per via del lockdown che dice Confcommercio, siamo rimasti bloccati per tanto tempo, e adesso che c'è la possibilità di riprenderci economicamente ci arriva questa ulteriore stangata, ma anche per un altro motivo che però non vi sveliamo, ve lo diciamo questa sera, se sei d'accordo, nel corso dell'edizione delle 19 manteniamo un po' del TG di Venezia. Manteniamo un po' di suspense. Grazie, grazie sì. Anna Maria, grazie davvero, sì. Il buon lavoro a te e a Barbato, grazie Anna Maria. Adesso per noi c'è qualche minuto di pubblicità, dopo ci occuperemo di commercio e di viabilità. Di nuovo in diretta per raccontarvi un'altra giornata di cronaca e di attualità. In questi giorni, nell'ultimo fine settimana in particolare, vi abbiamo raccontato di quello che è successo sulle strade del Veneto verso le località di vacanza, ma non solo, vediamo tutti che ormai siamo nella fase 3, quindi è ritornato il traffico, anche quello pesante fortunatamente. Tra l'altro proprio in questi minuti ci segnalano che c'è traffico, parecchio traffico in direzione di Jesolo. Questa è ovviamente una buona notizia
per il litorale veneto. Per fare il punto sulla situazione viaria e sulle nuove opere, sui lavori in corso, siamo collegati con Silvano Vernizzi, amministratore delegato di Veneto Strade. Buongiorno ingegnere. Buongiorno. Ecco, ingegnere, partiamo da una delibera di giunta che è stata adottata pochi giorni fa, il 24 giugno, che ha liberato 15 milioni di euro di risorse. Veneto Strade andrà a intervenire su più fronti, dalla provincia di Treviso a Venezia. Ci può fare un po' il punto della situazione? Sì, la delibera da lei citata prevede 15 milioni di euro di interventi, di cui 8 milioni di euro su viabilità comunale e invece 5,3 milioni di euro sulla viabilità regionale. Partiamo dalla città metropolitana di Venezia, che è, diciamo, non la prima, ma la prima individuata. Il primo intervento previsto è proprio sulla Treviso Mare, sulla SR 89. Si tratta di un tratto, di un pezzo di pista ciclabile in comune di Meolo, che va a completare un itinerario ciclabile tra via Castelletto Sud e via Monastier, sempre appunto in comune di Meolo. Quindi un completamento di un percorso ciclopedonale già parzialmente realizzato. Si tratta di un intervento modesto di 110.000 euro, ma comunque molto utile per garantire la sicurezza dei ciclisti in prossimità, tra l'altro, di una zona industriale. Altro intervento nella città metropolitana di Venezia è un incrocio sulla SR 53 Postumia in località Pradipozzo, in comune di Portogruaro. L'opera è un'opera importante perché va a sostituire questa rotatoria un incrocio AT oggetto e soggetto a molti incidenti, alcuni dei quali anche mortali, quindi si tratta di interventi sostanzialmente tutti a favore della sicurezza. Questo intervento è un po' più consistente in quanto è di 500.000 euro. Abbiamo poi la messa in sicurezza del ponte, del viadotto sul canale Lugugnana. Siamo sulla SR 74, cioè sulla strada San Michele al tagliamento Bibione, e l'obiettivo è quello di togliere gli spessoramenti che erano stati fatti nelle spalle alcuni anni fa, sostituendoli con appoggi stabili. Inoltre altro intervento è quello di rifacimento dei giunti, di rifacimento della pavimentazione stradale e anche di pulitura di tutta la struttura in ferro, perché è un ponte con struttura in ferro, dall'ossidazione e dalla ruggine, diciamo, che si è formata, quindi una messa in sicurezza del ponte che ha una quantificazione di circa 600.000 euro. Passiamo poi alla provincia di Treviso, dove abbiamo come un unico intervento, però molto importante, perché si tratta della messa in sicurezza mediante l'allargamento della 515 Noalese tra Zero Branco e Quinto di Treviso. C'è un tratto di circa 500-600 metri in cui le corsie sono estremamente ristrette, 3,20 metri contro i 3,75 di norma, 3,20 metri e con banchine di fatto inesistenti. Quindi si tratta di allargare questa strada, di portarla a livello di sicurezza, cioè 3,75 metri, 50 cm per corsia, creando anche un po' di banchina in modo tale da mettere, ripeto ancora una volta, in sicurezza la strada. Quindi è un intervento anche questo dell'ordine di 600.000 euro. Poi passiamo alla provincia. Prego, a Verona. Verona, certo, la provincia di Verona, in cui il primo intervento è la messa in sicurezza di un ponte sul canale Tartaro in comune di Nogara. Il ponte attualmente ha una limitazione di portata a 55 tonnellate, ma è una strada, quella che è interessata da carichi eccezionali, e quindi passano carichi anche fino a 110 tonnellate perché non hanno alternativa, passando scortati ovviamente in centro alla carreggiata con limitazioni di velocità, però insomma bisogna metterlo in sicurezza. Si tratta soprattutto di intervenire sulle travi di bordo e su altri aspetti per metterlo appunto in sicurezza. Sono 300.000 euro di intervento. Poi
c'è la messa in sicurezza di un tratto della Gardesana, 249 Est, con Gardesana orientale, insomma, con la realizzazione di una rotatoria in comune di Castelnuovo del Garda. È una rotatoria che è molto importante perché va a sostituire un incrocio attualmente utilizzato per il centro di Gardaland e quindi per l'accesso al centro di Gardaland, e quindi potete immaginare i volumi di traffico che interessano questo incrocio. L'intervento vale 500.000 euro. Poi c'è l'adeguamento delle barriere spartitraffico lungo la 450 di Affi nei comuni di Lazise e Bardolino. È una strada a 4 corsie che ovviamente con uno scorrimento veloce, quindi devono essere adeguate le barriere di sicurezza, insomma. Anche questo è un intervento che vale 600.000 euro. E poi un ponte sempre sulla Gardesana orientale tra i comuni di Brenzone e di Malcesine, un manufatto in calcestruzzo. A Malorato ci sono cedimenti di calcestruzzo, non cedimenti di calcestruzzo per carità, ci sono delle parti dove il calcestruzzo è venuto via, cioè è senza copriferro di fatto il ponte, quindi ripristino dei calcestruzzi, pulitura dei ferri e gli interventi che si fanno in questo caso. Comunque anche questo è un intervento limitato da 110.000 euro. Provincia di Vicenza. In provincia di Vicenza abbiamo la sistemazione dell'argine sinistro della loggia Civrana lungo la 245 Castellana in comune di Rossano Veneto. È una zona in cui c'è la banchina che dà su questa loggia, questo canale fiumiciattolo, in cui la banchina cede, e quindi allarghiamo leggermente la strada e sistemiamo la banchina, mettiamo in sicurezza la banchina. 158.000 euro l'intervento. Poi passiamo per ultimi alla provincia di Rovigo, dove abbiamo una messa in sicurezza di un ponte sulla SR 482 Alto Polesana in comune di Giacciano con Baruchella. È un ponte in muratura, quindi viene realizzata una soletta sull'estradosso per rafforzarlo e operazioni di cuci-scuci, si chiamano così, sulle murature per sistemarlo. Intervento da 600.000 euro. E infine la messa in sicurezza della 482 Alto Polesana in comune di Castelnuovo Bariano mediante la realizzazione di una rotatoria che anche questa potrà sostituire un incrocio pericoloso con morti per 610.000 euro. Perfetto. Questi sono gli interventi manutentivi previsti dalla delibera di martedì scorso, appunto per la seconda parte del 2020. Ingegnere, grazie per questo elenco molto puntuale. Lo ricordiamo, si tratta di cantieri che fanno bene sia alla sicurezza stradale, ovviamente, sia anche all'economia in un periodo soprattutto come questo. A proposito di opere attese, ieri è successo qualcosa di molto importante che è stato sottolineato anche dal governatore Zaia, ovvero l'ok da parte del CIPE, che è il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, dello schema di convenzione relativo al project financing della Via del Mare di collegamento tra l'autostrada A4 in comune di Meolo e Jesolo Lido. È un passo in avanti questo, ingegnere? È un grande passo in avanti, perché vuol dire che riprende l'attività del project, appunto, di realizzazione della cosiddetta Meolo-Jesolo, cioè di una nuova viabilità autostradale verso il mare, verso Jesolo. Lei citava prima che oggi già c'è traffico verso Jesolo. Sappiamo che nel periodo estivo arrivare a Jesolo, i tedeschi ci mettono di meno a fare Monaco-Venezia che non la strada per Jesolo, insomma, perché questa è la realtà, ci sono code interminabili, quindi c'è la necessità anche per potenziare ovviamente il turismo nelle località marine, nelle spiagge nostre venete, di realizzare quest'opera. Ovviamente l'opera parte dal casello sulla A4 e arriva alla rotatoria, la proposta alla rotatoria della Frova vicino a Jesolo. Ovviamente bisognerà sistemarla con una viabilità adeguata da un lato verso
Cavallino e dall'altro verso Cortellazzo, se no non facciamo altro che spostare il problema dalla 4 alla Frova, cioè se non abbiamo sbocchi laterali alla viabilità. L'approvazione da parte del CIPE rimette in gioco quest'opera, adesso non so la Regione come intenderà procedere, però insomma è un grande passo in avanti, nel senso che può essere esperita la gara per la scelta dei competitori, la fase di procedura negoziata tra i due competitori che verranno scelti e il promotore, e poi si potrà partire effettivamente con la realizzazione dell'opera. E lei, ingegnere, che ha seguito tante grandi opere anche in Veneto, cosa si augura personalmente? In questi giorni, in queste settimane si parla spesso del modello Genova per accelerare le opere. Che cosa c'è da augurarsi su questo fronte? Guardi, io mi auguro che le opere vengano realizzate quanto prima, iniziate quanto prima, e che vengano terminate quanto prima, cioè che filino lisce e che vadano, perché questo è un aiuto per la viabilità, è un aiuto per il turismo nel caso della Meolo-Jesolo, ma è anche un aiuto per l'economia in generale, perché lavorano imprese, sono grandi imprese e piccole imprese locali che lavorano, quindi mi auguro che le opere vadano, insomma, ecco. Ovviamente il modello Genova che poi mi permetta, cioè io più che modello Genova parlerei di modello Passante, perché questo modello è stato utilizzato prima nel Passante, poi nella Pedemontana e poi a Genova. Comunque, per fare un po' di tifo per il Veneto, direi il modello Passante cioè è sicuramente essenziale, perché individuare un commissario con i poteri derogatori che ha un commissario di protezione civile garantisce una realizzazione dell'opera rapida e sicura. Si è visto ad esempio Passante, Ponte di Genova e Pedemontana, che è in fase di avanzata realizzazione. Assolutamente. Grazie a Silvano Vernizzi, buon lavoro. Silvano Vernizzi, amministratore delegato di Veneto Strade. Buon lavoro Vernizzi, grazie. Grazie a voi e ai telespettatori. E vi do una notizia dell'ultima ora prima di collegarci con il nostro nuovo ospite. Il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri ha denunciato presso il Comando Carabinieri del Senato la ricezione di una lettera anonima proveniente da Padova, contenente esplicite e ripetute minacce di morte. Lo ha reso noto l'ufficio stampa del senatore appunto di Forza Italia. Non si tratta, prosegue il comunicato, purtroppo di un caso isolato, in quanto anche nei mesi scorsi il senatore aveva ricevuto missive intimidatorie. Gasparri ha comunque precisato che non si lascerà intimidire, soprattutto in un momento delicato come quello che sta vivendo il Paese. Diciamo che minacce a esponenti politici si stanno moltiplicando. L'emergenza Covid ha intensificato questa problematica. Nei giorni scorsi si è espressa a riguardo anche il ministro per l'interno, il ministro all'interno Lamorgese. E appunto le prefetture da questo punto di vista anche in Veneto sono allertate. Questo quindi il fronte della cronaca. In attesa di collegarci con Marghera siamo collegati per fare il punto della situazione del commercio con Andrea Penzo Aiello, che è presidente di Treviso Imprese Unite. Buongiorno Aiello. Buongiorno a voi, grazie. Ecco, io e lei ci sentiamo abbastanza spesso per tastare un po' il polso della situazione, per tenere sotto controllo il sistema del commercio in provincia di Treviso, a Treviso in particolare. Come sta andando? Qual è l'aggiornamento che ci può dare? Allora, diciamo che la situazione si può dividere in probabilmente un paio di fasce. Diciamo che per quanto riguarda i pubblici esercizi e in parte la ristorazione, qualche cenno di ripresa onestamente c'è. C'è chi sta già tornando a regime, c'è chi ha superato la soglia del 50%, quindi un po' di ottimismo ci può essere, si può constatare. È ancora invece fermo, anzi va sempre peggio il commercio. Negozi che stanno
faticando, con un calo circa del 70%, e soprattutto iniziamo a ricevere, attraverso anche agenzie immobiliari che sono nostre associate, sempre più segnalazioni di disdette per fine anno. Quindi oltre a mancare lavoro in questo momento c'è anche molta sfiducia per il futuro, ed è la cosa diciamo più preoccupante, perché poi ovviamente inizia a innescarsi una catena che il calo, se chiudono i negozi, di conseguenza anche i bar che adesso magari continuano o ricominciano a lavorare ne risentiranno sicuramente sotto le feste. Diciamo che comunque non è rosa e fiori per quanto riguarda la ristorazione, sia chiaro, perché comunque qualche chiusura l'abbiamo avuta. Adesso si vede che probabilmente, essendo un po' diminuita la concorrenza, essendo che qualche cassa integrazione o lo stipendio di metà maggio è arrivato, qualcuno in più che comincia a consumare almeno nei bar e nei ristoranti si inizia a vedere. Quella è l'unica nota positiva al momento. L'unica nota positiva. Aiello, ci eravamo sentiti circa 2 o 3 settimane fa dopo l'annunciato stop all'aeroporto Canova. Voi stavate predisponendo un progetto per andare perlomeno a intercettare alcuni flussi dall'aeroporto Marco Polo. Come sta procedendo questa partita? Esatto, il nostro progetto è praticamente stato ultimato, l'abbiamo presentato sia all'amministrazione comunale che all'amministrazione regionale, andremo a discuterlo in comune nei prossimi giorni e a ridosso anche con l'assessorato al turismo veneto, quindi penso che per la fine della prossima settimana o l'inizio di quella dopo faremo un comunicato stampa in cui presenteremo ufficialmente il progetto. È un progetto che potrebbe dare veramente un po' di respiro a molte attività, non solamente legate appunto al territorio di Treviso, ma un po' a tutto quanto il Veneto, passando per le colline del Prosecco, piuttosto che le foci sul delta del Po. Cercheremo di abbracciare diciamo un po' tutti quanti i punti chiave del Veneto e speriamo di poter in questa maniera dare appunto un po' di respiro a tutte quante le attività, da quelle commerciali a quelle dei turisti esercizi all'hotelleria. Senza entrare troppo nel dettaglio, perché lo dovete presentare, ci può dare un'anticipazione, può entrare un attimo nel merito di un'azione in particolare? Diciamo che andremo ad aiutare i turisti, soprattutto quelli stranieri, in quelli che possono del Veneto, da quelli museali a quelli appunto naturalistici o legati alle filiere del vino, e cercheremo appunto di guidare il turista dall'arrivo negli aeroporti che saranno attivi quest'estate fino appunto alla fine del soggiorno, prendendoli un po' per mano e facendoli vedere tutte le bellezze della nostra regione. Quindi il turista arriva al Marco Polo, per intenderci, ma viene reso edotto del fatto che ci sono delle bellezze anche all'interno, quindi verso la provincia di Treviso, i colli del Prosecco, quindi che non c'è solo Venezia, per intenderci. Questo è un po' il vostro messaggio. Esattamente, dare valore a tutte quelle aree che prima appunto con gli altri scali, come poteva essere quello di Treviso, avevano iniziato ad avere una bella spinta e che però quest'estate rischiano di essere un po' messe da parte, e noi vogliamo cercare appunto di dare visibilità un po' a tutto quello che abbiamo da offrire. Aiello, senta, parliamo di smart working, sì. Perché lo smart working, nei giorni scorsi ne parlavamo anche con l'Ascom, con altre associazioni di categoria, se da un lato ha aiutato il manifatturiero, dall'altro ha svuotato i centri storici e i centri in generale. Purtroppo lo smart working, che può essere un'innovazione tecnologica magari necessaria, si sta rivelando per noi un po' come una seconda era a piani. Lo svuotamento degli uffici che ci fu appunto qualche anno fa è quasi paragonabile alla mancanza di lavoratori degli uffici che erano rimasti in centro, che però in questi giorni, lavorando appunto da casa, non vanno a consumare nei locali, non si fermano per l'acquisto veloce nei negozi della città, ed è un indotto importante che sta segnando in maniera irrimediabile questi mesi per molti negozianti e per molti ristoratori. La cosa
può diventare drammatica, perché effettivamente molte aziende, molti uffici si rendono conto che possono ridurre notevolmente le spese con lo smart working, e quindi c'è la paura che anche a fine emergenza, a settembre-ottobre, quando si dovrebbe tornare alla normalità, molte aziende resteranno comunque con questo sistema, che può diventare dannoso per tutto il resto del tessuto economico della città. Certo, perché se lo smart working diventa strutturale significa che c'è meno gente in giro per le strade, molto banalmente, e che si dovrà andare a ridisegnare, a riorganizzare anche il sistema del commercio. Esattamente, ricordiamoci ad esempio quando la provincia è uscita dal centro, c'era una serie di locali appena limitrofi appunto all'edificio della provincia che hanno quasi tutti quanti o cambiato gestione o completamente cessato attività, proprio perché l'indotto dei buoni pasto dei dipendenti della provincia, come è venuto a mancare, ha dato una mazzata non superabile. La stessa cosa è successa poi quando è uscita la questura, quando sono usciti tutti quanti quegli enti che sono poi stati trasferiti alla Piani, e c'è il rischio che si verifichi un altro caso simile per via dello smart working. Senta Aiello, alziamo lo sguardo e guardiamo a Roma, dove nei giorni scorsi si sono tenuti gli stati generali dell'economia. Si parla del taglio del cuneo fiscale, abbassamento dell'IVA per un certo periodo di tempo. Bastano queste misure? Basterebbe che fossero messe in pratica queste misure, direi io, nel senso che il nostro Premier ci ha tenuto a precisare che non è stata una passerella. Quello che ne è venuto fuori però a noi sembra un po' il programma elettorale di un qualsiasi partito degli ultimi 15 anni, quindi bisogna dare concretezza a quello che è stato detto. Sicuramente non basterà, deve essere un punto di partenza. Sarebbe bello che venissero ascoltate anche le associazioni di categoria del commercio e della ristorazione, e che soprattutto le associazioni di categoria del commercio e della ristorazione andassero là parlando per noi e non per chissà chi altro, perché abbiamo anche questo grosso problema in questo momento di rappresentanza a livello nazionale, in cui ci sentiamo un po' abbandonati. Ecco. Abbandonati è un termine abbastanza forte, e tra l'altro lo ricordo, voi state comunque predisponendo una class action da qui a settembre contro il governo e l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Sì, stiamo andando avanti con questa operazione, stiamo adesso valutando come metterla in piedi per renderla comunque il più legale possibile, perché comunque le cose vanno fatte bene, se no poi rischiamo di essere presi per l'ennesima volta pesci in faccia. Nel frattempo invece appunto abbiamo alzato un po' i toni con le associazioni di categoria, ASCOM e Confesercenti in questo caso, per far capire che non solo il governo ci ha abbandonato in questi 3 mesi, ma siamo sentiti anche messi in disparte da loro, che devono essere i primi ad avanzare pretese per conto nostro, pretese del tutto legittime secondo noi, e che però hanno taciuto troppe volte, da quando Tridico ha detto che siamo dei fannulloni, a quando la cassa integrazione non arrivava, a quando hanno escluso diversi codici Ateco dal fondo perduto. Questo non iniziare mai battaglie in nostro nome, ma portare avanti sempre solamente la voce della grande distribuzione o della grande ristorazione collettiva ci ha fatto risentire parecchio. Noi siamo pronti a tornare a lavorare assieme alle associazioni di categoria nel momento in cui ci ascolteranno, ma se questo non avvenisse in tempi brevissimi, perché abbiamo 3-4 cose che devono essere fatte subito, siamo anche pronti a creare un nuovo movimento. Prossimamente ci troveremo a Roma con i miei colleghi delle altre regioni e vedremo un attimo come procedere, se con loro o se da soli. Organizzarsi. Aiello, grazie mille, grazie davvero, buon lavoro. Ci sentiamo presto. Grazie a voi. Grazie ad Andrea Penzo Aiello, presidente di Treviso Imprese Unite. Prima di andare a Marghera ci colleghiamo un minuto con Lucio Zanato, perché Lucio Zanato si trova a Sant'Antonino, dove questa mattina si sono tenuti i funerali, si sono conclusi da poco i funerali di Aldo Toniana. Lucio, ti vedo, ci sei, ci puoi aggiornare brevemente su questo ultimo addio a Toniana?
Sì, si è concluso da qualche istante l'estremo saluto a Claribaldo Ottoniana, che ha compiuto nel marzo scorso 100 anni. Una cerimonia semplice ma intensa, dove la partecipazione è stata soprattutto quella di Treviso, dei trevigiani. Abbiamo visto il presidente degli industriali di Treviso, anzi vicepresidente vicario degli industriali di Treviso e Padova, come rappresentanza, diciamo così, del mondo imprenditoriale, ma abbiamo visto anche diversi imprenditori, Remo Mosele, giusto per citare qualcuno, oppure Biasuzzi, giusto per citare altre personalità del mondo imprenditoriale trevigiano. Velocemente nell'omelia il parroco ha tracciato la storia di Claribaldo Ottoniana come uomo, come imprenditore, come appassionato anche di politica, e in particolare, e lo faremo sentire questa sera, c'è stato così il saluto dell'avversario delle elezioni del 1994, Giancarlo Gentilini, che ha ricordato invece l'amicizia profonda nata sin dai tempi di Cassamarca, della Cassa di Risparmio, quando appunto lui era legale, e invece Claribaldo Ottoniana portava avanti una delle grandi aziende che ha fatto grande il nome non solo di Treviso ma dell'Italia tutta nel mondo intero. Ti devo Stasera, come sempre, l'approfondimento di quest'ultimo saluto. Dimmi se hai domande. E c'è Zaia, è arrivato Zaia, ti ringrazio per questo collegamento. Questa sera sicuramente ci racconterai tutto. Grazie Lucio, grazie per davvero. Ci colleghiamo con l'unità di crisi di Marghera, dove è appena iniziata la conferenza stampa di Zaia. 4:27 in ospedale. I dimessi sono 3.581 più 4. I nati sono 102. 2 o 3 informazioni. Intanto saluto, poi ci saranno i ristoratori del Bassanese che hanno voluto in questa fase finale delle conferenze stampa portare un buffet per tutti voi, per tutti noi, e di saluto che sono Roberto Astuni del ristorante Sant'Eusebio di Bassano del Grappa, con Sergio Dussin del ristorante Pioppeto di Bassano, Roberto Basso trattoria Paeto Cartigliano e Agostino e Serenella ristorante Al Torcio di Chiampo. Abbiamo dimenticato qualcuno? No. E ovviamente lo portano tutti i prodotti Deco, denominazioni comunali, quindi sono prodotti ipertipici del Veneto e del Bassanese nel loro caso. Altre 3 informazioni: ho dei bimbi che ci mandano dei disegni. Questi sono Leonardo e Tommaso Pettenuzzo, 8 e 10 anni, il San Martino di Lupari ci mandano questo che andrà in mostra. I disegni vanno tutti in mostra. Sofia dalla Pellegrina di 6 anni ci ha mandato questo, e poi Tommaso Rocchi di 9 anni, che è qui anche in sala se non sbaglio, eccolo lì, ci ha mandato questo, che sono le frecce tricolori, il mondo, il virus e il paracadute che lancia 50 euro per il vaccino. Eccole qua. E quindi che verseremo al coronavirus. Comunicazione: ho firmato un'ordinanza che vi daremo fra un'ora, nel senso che sarà un po' da fare di maquillage un paio d'ore, nel senso che magari ricontrollare il testo se ci sono refusi o altre robe, però l'ordinanza è importante. C'è anche l'assessore De Berti che tocca anche il tema dei trasporti, ovviamente l'assessore Lanzarin e Bottacini hanno lavorato anche loro su questo fronte, e c'è l'avvocato Botteon per domande specifiche. Allora, l'ordinanza, che è valida fino al 10 di luglio, poteva essere anche di più, ma abbiamo detto 10 luglio perché poi c'è anche in arrivo un DPCM il 14, per cui vogliamo anche capire quale sarà l'orientamento nei giorni precedenti il 14. Trasporto pubblico locale di linea ferroviaria, automobilistico, lacuale, lagunare e costiero, cioè tutto il trasporto pubblico locale a terra e in acqua, i servizi di trasporto pubblico locale ferroviario, automobilistico, tranviario e di navigazione interna, lacuale, quindi i laghi, e lagunare, la laguna, si svolgono nel territorio della Regione Veneto nel rispetto dell'allegato 1.
le cui previsioni sostituiscono le disposizioni dell'allegato 15 del DPCM 11/6/2020 e dell'ordinanza 60 del 14/6, per quanto non compatibili con le suddette disposizioni dell'allegato della presente ordinanza. Cosa vuol dire tutta sta roba? Vuol dire che diamo a tutto quello che è trasporto pubblico a terra e in mare e in acqua, diamo ovviamente la capienza da omologazione, obbligo di mascherina, igienizzazione. Obbligo vuol dire che è obbligo, non che, cioè, si eviti di stare lì a contestare ma la mascherina, mazzaia in pullman, in vaporetto e in qualsiasi mezzo di trasporto ci vuole, treno, ci vuole la mascherina, ma non come dotazione, bisogna indossarla dal momento in cui si sale al momento in cui si scende. L'applicazione della presente disposizione non può comportare una riduzione dell'attuale offerta commerciale da parte delle aziende di trasporto. Cosa vuol dire? Che uno non è che può dire, visto che adesso si può caricare, riduco i treni. Vi ricordo che il sistema ferroviario regionale ha tutti i treni da menù, da carnet, nel senso che noi adesso siamo ma ormai praticamente siamo a regime. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui all'allegato 1 spetta al personale di bordo, cioè vuol dire che mi siedo sulla mia postazione e sto seduto composto, non mi tolgo le scarpe, non metto i piedi sopra i sedili, non metto i piedi con le scarpe sopra i sedili, non mi metto a dormire sui sedili e steso ovviamente perché sono seduto, quindi la postazione deve essere quella della seduta, punto. È un fatto di buona educazione. Adesso è la buona educazione che spesso non c'è, ci aggiungiamo anche una regola Covid che è quella di dire attenzione che non potete mettermi i piedi sul sedile di fronte a voi per stendere le gambe o far pedicure durante il viaggio, cioè non funziona così, nel rispetto di tutti quei cittadini che sono la quasi totalità, che sono persone per bene, educate, che hanno idea di cosa siano le norme igieniche e che è giusto che siano rispettati anche da quelli che pensano di essere proprietari del vagone del treno piuttosto che dell'autobus o quant'altro. Quindi siamo a capacità, secondo la capienza, secondo l'omologazione del mezzo, a prescindere dal mezzo. Trasporto pubblico non di linea e servizi autorizzati. I servizi di trasporto pubblico non di linea, quindi i taxi per capirci, gli NCC, il noleggio con conducente, inclusi i servizi atipici di noleggio con conducente di autobus, il Gran Turismo, insomma, con o senza conducente, anche a fini turistici, sono svolti nel rispetto dell'allegato, sempre lo stesso allegato. Anche questi hanno la capienza totale prevista dall'omologazione. Anche questi, cioè l'autobus che va in gita, piuttosto che l'NCC che immaginate un NCC che lo fa con un van, utilizza tutti i posti del van con mascherina e igienizzazione delle mani con le regole che abbiamo detto. Quindi si liberalizza e si va anche in maniera prudenziale, visto e considerato che oggi noi sappiamo che non ci sono, diciamo, grandissime affluenze nei trasporti pubblici e quindi possiamo anche testare questa nuova modalità che peraltro in giro per l'Europa è già realtà. Messa a disposizione di quotidiani in esercizi di ristorazione e circoli, ma io dicevo non ristorazione, di esercizi pubblici. Comunque ragazzi, comprate i giornali, comprate le riviste, distribuitele in bar, dalla parrucchiera, dal barbiere, dall'estetista, insomma da tutti i posti dove c'è una sala d'aspetto, ed è giusto che le cose che diciamo, che dico, siano lette anche lì, no? Giusto? Bene. E no, nel senso, al di là delle battute, devo anche riconoscere che il sacrificio che hanno fatto gli editori e la stampa, in particolar modo la carta, è stato un sacrificio enorme, perché stiamo parlando di 5 mesi di ristrettezze. Se le avessimo pianificate il 21 febbraio penso che ci sarebbe stata una sollevazione. Purtroppo, se fate caso, cioè Freud diceva che l'uomo è la specie animale più adattabile che ci sia. Ci siamo adattati a un lockdown che mai avremmo neanche accettato se ce lo dicevano sulla carta di punto in bianco. Pian piano ci siamo arrivati.
Quindi tornano i quotidiani, i settimanali, i mensili, gli house organ in tutti gli esercizi pubblici e privati, quindi non c'è nessun problema a leggere il giornale al bar, anzi andateci, così aiutate il bar e anche i giornali e anche gli editori, insomma, le testate giornalistiche. Negli esercizi di ristorazione, nei circoli ricreativi, che sono il centro anziani, il centro sportivo, il tennis club, tutto quello che viene in mente, quali definiti nell'apposita scheda contenuta nell'allegato 1 all'ordinanza, e quindi è consentita la messa a disposizione di quotidiani a favore dell'utenza per l'uso comune, possibilmente in più copie. Quindi abbiamo chiesto che non ci sia solo una copia, ma più copie, in maniera tale che ci sia anche una diluizione del maneggio, no? Mettiamola così, vediamo di recuperare un po'. Beh, però quella delle più copie non è sbagliata, perché 100 avventori, 100 utilizzatori di una singola copia, 100 avventori, 2 copie, sono 50 utilizzatori, e quindi penso che sia, dal punto di vista clinico, assolutamente da sottoscrivere. Sport di contatto e di squadra, guardate, questa è l'ordinanza, una delle più toste che abbiamo fatto. Lo sport di contatto e di squadra è autorizzato, punto. Nel senso che ci si disinfetta le mani, si va a giocare che non ci sia la febbre, cioè quindi c'è un minimo di responsabilità da parte del praticante. Abbiamo messo un allegato all'ordinanza, se non altro per delle linee guida, ma non c'è da andare col metro a fare rugby piuttosto che a giocare a calcetto, a calcio. Si fa come tutte le altre attività nel rispetto del prossimo, quindi se hai la febbre o hai la tosse stai a casa, perché chi va con, diciamo, sintomi simil coronavirus è una persona che rischia di mettere a repentaglio la vita altrui, per cui è un fatto di responsabilità ed è anche penale. Saune aperte al pubblico, certo, 80-90 gradi, combattuto. È consentita l'apertura al pubblico delle saune in qualsiasi struttura con caldo e secco e temperatura, quindi non il bagno turco. No, vabbè, non ti fa il bagno turco, ti fai la sauna. Regolata in modo, no, lo potete fare da soli però il bagno turco, cioè non è vietato, cioè da soli. Il problema è la condivisione del locale assieme, perché capite che questo aerosol di vapore potrebbe diventare un veicolo terribile, no? Se no, già qualcuno dice che diciamo tutto il contrario di tutto, in modo da essere sempre compresa tra gli 80 e i 90 gradi. Si applicano per il resto le disposizioni dell'apposita scheda relativa alle strutture termali e centri benessere. Processioni religiose e manifestazioni con spostamento. Giustamente l'estate ci regala, diciamo, tutto quello che sono manifestazioni religiose / identitarie, che sono, diciamo, le processioni, e è ammesso lo svolgimento delle processioni religiose e delle manifestazioni che comportano spostamento dell'evento, quali cortei revocativi, pensate che la dama marosticana piuttosto che la dama castellana, insomma tutti questi cortei, revocazioni storiche eccetera, e ovviamente manifestazioni, processioni religiose, con l'obbligo per i partecipanti e gli spettatori di rispettare il distanziamento di almeno 1 metro, che non è un sacrificio, no? Se un corteo, pensate a un corteo di un funerale, si va con un distanziamento di 1 metro dietro alla bara, o di utilizzo delle mascherine in caso di impossibilità di costante rispetto del distanziamento medesimo tra non conviventi e di igienizzazione delle mani. Cioè vuol dire che se è calca mettetevi la mascherina. Scusate, io lo traduco così e poi a casa ci riempiono di messaggi. C'è sempre la protezione civile e ringrazio i ragazzi che rispondono al call center. Dopo ci saranno degli aggiustamenti nelle prossime ore che faremo, se c'è qualche piccola lacuna, ma spero di no, con qualche FAQ e quindi con qualche parere, però ci andiamo avanti. Gli organizzatori debbono adottare un'idonea informazione sugli obblighi di distanziamento e di utilizzo nelle misure di protezione civile personale e la correlata vigilanza. Resta salva la diversa e specifica disciplina dei grandi eventi pubblici.
stiamo parlando di processioni, di manifestazioni dove ci sono cortei. Quindi all'inizio del corteo il prete, piuttosto che il capo, colui che fa partire il corteo, dice: ragazzi, adesso distanza 1 metro e rispettate le regole. Attività commerciali o di servizio alla persona all'interno delle aree ospedaliere. Questo è un tema del quale io ve ne ho già parlato. Noi abbiamo avuto una generazione di ospedali, pensate Schiavonia, Mestre, Sant'Angelo, che vengono da una generazione progettuale che viveva e vedeva in un tempo di pace l'ospedale come anche un luogo di meeting, no? Di incontro, e quindi la parrucchiera, il bar, l'edicola, la libreria. Noi abbiamo dovuto, e l'ho fatto con un'ordinanza, chiudere tutto in un periodo nel quale il virus si tagliava col coltello in aria. Adesso ci rendiamo conto che non è colpa di questi operatori se si sono ritrovati in un ospedale, quindi riapriamo tutto. Riapriamo tutto ovviamente con le solite regole, le attività del servizio commerciale di servizio alla persona. Noi abbiamo, per dire, Schiavonia un parrucchiere, dentro c'è il parrucchiere, e anche a Mestre se non ricordo male. Può riprendere nel rispetto delle disposizioni di cui l'allegato 3, le disposizioni che sono quelle, diciamo, dell'ABC, che intanto il cliente, l'avventore che entra per andare dalla parrucchiera in ospedale, si fa tutto il transito al varco, e dopodiché all'interno del negozio valgono le regole del negozio di parrucchiere. I nuovi ospedali, vi garantisco, ne abbiamo uno in canna, che è quello del Policlinico Universitario di Padova, piuttosto che altre realtà che andremo a progettare, saranno severamente ospedalieri. Cioè noi non possiamo pensare, alla luce dell'esperienza, non sto parlando di colpa del passato, magari io li avrei fatti ancora più commerciali, non ve lo so dire. Oggi noi sappiamo che l'ospedale è un luogo di cura, punto. Cioè non possiamo più permetterci divagazioni sul tema. Lo abbiamo visto col coronavirus, abbiamo fatto fiumi di ordinanze per bloccare accessi di qua, accessi di là, e il parrucchiere, i bar e robe. Cioè l'ospedale è un luogo di cura, non si discute. Ippodromi. L'attività degli ippodromi è svolta nel rispetto delle linee di indirizzo adottate dal Ministero delle Politiche Agricole per quanto riguarda la gestione degli animali nel rispetto delle linee di indirizzo. Cosa vuol dire? Vuol dire che gli ippodromi sono aperti, quindi possono, noi abbiamo tutto il tema delle corse dei cavalli, delle manifestazioni che molti ippodromi fanno anche di natura benefica, c'è tutto un movimento di caritatevole che fanno eventi charity, no? Dove si fanno raccolte per donazioni, spesso sono anche gli enti pubblici coinvolti, e anche in questo sono comprese anche le aste. Questo è un periodo magari nel quale si fanno aste di cavalli, e quindi fra l'altro un'attrattività internazionale elevatissima, per cui è fondamentale dar modo a loro di potersi organizzare. Poi l'ippodromo, insomma, per antonomasia è un luogo aperto, è un luogo che si può prestare al distanziamento sociale senza problemi. La formazione dei lavoratori dipendenti. La formazione dei lavoratori dipendenti pubblici e privati relativa al percorso sulla sicurezza, giusto? Sì, sicurezza del lavoro, formazione continua, si svolge anche con attività in presenza nel rispetto, vuol dire fine smart working per la formazione, diciamo, e si fa anche in presenza, perché sapete che c'era il limite del collegamento a distanza, scusatemi, e non c'era la formazione in presenza. Adesso la reintroduciamo per i dipendenti, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati. Ma le disposizioni finali sono 10 luglio, solita roba, le multe che conoscete già meglio di me, secondo quanto previsto dalla legge, e una preghiera veramente di cuore a tutti di rispettare le regole che sono fondamentali. Se avete le domande... Cominciamo. Mani alzate. Emiliano, Van, Nuovo Terraglio, non vedo altri, ma Tosato, Parisi si aggiunge. Tosato no, Sammaso. Scusa. Domani mi becco un titolo negativo, colpa tua. Vabbè, insomma. Hai visto che ho corretto subito? Ma si vogliono bene, credo. Emiliano, prego. Presidente, buongiorno. Siamo lasciati ieri appunto con un documento da parte del CTS e Parco Nazionale, invece il Veneto fa un passo in avanti per quanto riguarda gli sport. Sì, ma fra l'altro noi apriamo appunto, nel senso che il 25 è passato,
intesa o non intesa, andiamo avanti ragazzi. Cioè guardate, se avessimo dovuto fare tutto quello che era scritto nel vademecum, staremmo ancora qui a parlare se la pizzeria può portare la pizza a casa, perché questa è la verità, lo sapete meglio di me. Non avremo le spiagge aperte, sembrava un'eresia aprire le spiagge il 18 di maggio, per fortuna lo dico, perché comunque abbiamo anche affrontato una nuova filosofia, una nuova cultura di approccio al turismo. Dopodiché il virus c'è, va gestito, del resto ve lo ricordate quante volte ve l'ho detto, questa è la fase della convivenza, anche questa è una sfida, non avevamo alternative, non è che a tener chiuso si può pensare che si passa dalla fase 1 alla fase 3, la 2 la dovevamo comunque fare, come l'ha fatta tutto il mondo. Sì, le linee guida sono tutte approvate dalla conferenza, cioè, me lo ricorda l'assessore, ma poi lascio la parola anche all'assessore. Non si dice assessoresse, assessore mi fa schifo, cioè assessore. A Boldrini direte di no. Assessore. Io ho detto da Boldrini. Albino, se te tasevi, le donne sono contro di te. Credo di avere qualche donna a mio favore. No, quella dice tutta di no. Deputata si può dire. Deputata si può dire? La collega Vanzani. Buongiorno. Mi pare di capire che questa ordinanza è fatta sulla falsariga di quella dell'Emilia Romagna. Bonaccini l'ha firmata ieri. Quindi ogni regione fa più o meno la stessa ordinanza, cioè, non è una disposizione nazionale, voi ci avete sempre detto che la regione può fare misure più restrittive, non più larghe, e in questo caso invece allargano le maglie. Sì. Quindi volevo capire, se c'è un'intesa con tutte le regioni, 2 perché non c'è stata un'intesa con il Ministero, 3 da quando entra in vigore? Cioè, allora, entra in vigore da domani, dalle 24. Ecco, però voglio ricordare che gli apripista su sta partita dei trasporti siamo stati noi, cioè, è indubbio, cioè, io ho scritto a Bonaccini forse un mese fa, abbiamo portato avanti le linee guida noi, e devo dire che noi non l'abbiamo firmata ieri sera, ma oggi, semplicemente per un motivo, perché abbiamo atteso la riunione di ieri sera, che fra l'altro si è risolta con un nulla di fatto, e prova ne sia, io vi ho detto, è da giorni vi dico, ce l'ho già scritta, stiamo semplicemente aspettando la validazione. A questo punto ci muoviamo, nel senso che voglio anche ricordarvi che questa ordinanza, se la volessimo vedere proprio in punta di fioretto, è più estensiva di quella dell'Emilia Romagna, perché l'Emilia Romagna prevede non la capienza da omologazione, ma i posti a sedere. Noi invece prevediamo che se l'omologazione ti dà i posti a sedere più anche una sola persona, quella è valida, sale mascherina. E poi c'è il problema degli autobus urbani, giustamente mi ricorda l'assessore ingegnere, mi ricorda che l'autobus urbano ha pochissimi posti a sedere e ne ha molti in piedi in omologazione, quindi se io la faccio sui posti a sedere rischio anche di svuotare l'autobus, non di riempirlo. Ma non ho capito, cioè non c'è stato il via libera ieri sera del CTS? No, non del CTS, tra le regioni non si è trovato una soluzione, nel senso che noi abbiamo il coordinatore della campagna, che è l'assessore Bonavità, il vicepresidente, che alla fine ci ha portato liberi tutti, nel senso ha rimandato in commissione e noi siamo andati avanti. Noi aspettavamo la riunione di ieri sera per vedere di chiudere in maniera... Che commissione era? La commissione trasporti della conferenza delle regioni? Regioni, sempre regioni. Ok. Quindi ogni regione fa da sé? Sì, assolutamente sì. Okay. Scusate, commissione trasporti della conferenza dei presidenti. Della regione. E c'è, mi scusi, la via libera del comitato tecnico scientifico o no? Sulle linee guida noi abbiamo la via libera del Dipartimento Prevenzione, che è quello che ci serve, delle regioni. Cioè, il nostro c'è. Considerate che c'era un gruppo di lavoro capitanato dal Veneto, per questo dico che sono le nostre, cioè noi che abbiamo guidato questo processo, e i rispettivi, come da mia proposta, dipartimenti di prevenzione hanno fatto da CTS, cioè hanno detto va bene così. Noi abbiamo la firma della dottoressa Russo, per dire, no? Ma del resto guardate,
è la BC. Se in auto posso andare con degli estranei con la mascherina, non capisco perché in autobus non lo possa fare. Ovvio che va portata la mascherina. Invece, per quanto riguarda la scuola, in queste ore avete avuto qualche novità? C'è una conferenza alle 13, una videoconferenza alle 13. Ancora no news. Il nuovo terraglio e si prepara a Salmaso e poi la Parisi. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Io prima di tutto dovevo portare un saluto dal gelataio Michele di Mogliano Veneto, che si ricorderà, famoso, che ha spazzato le foglie davanti alla fiera, ecco, di cui poi avevamo parlato, e che ieri Fatalità mi ha chiesto se potevo... Grazie, lo salutiamo. E anche un ringraziamento che voleva farle. D'altronde mi ha detto che siccome quel luogo era una volta frequentato, perché sotto c'è un portico abbastanza grande, frequentato da liceali del Berto, era una bella compagnia, lui li teneva anche informati su tante cose, suscitava degli argomenti interessanti, e oggi questi ragazzi non si riuniscono più proprio per paura di essere multati. Per cui la compagnia non c'è più, per il resto la gelateria va avanti. Bene. Ecco, questo. Una piccola cosa, non so se mi sia sfuggita. Io sono contenta del discorso della lettura dei giornali, perché ero stata la prima a suscitare questo quesito, perché tutti mi dicevano si trovano più questi giornali e nessuno li legge più. Però insieme avevamo, non so se mi sia sfuggito l'altra conferenza, se si è parlato del gioco delle carte anche non solo nei centri. L'abbiamo scritto, tolto, riscritto, tolto, riscritto, tolto. Cioè non riusciamo a venirne fuori. Io devo anche rispettare le direttive della prevenzione. Sulle carte c'è molta ritrosia, che per noi è identità pura, cioè il gioco delle carte. Arriveranno anche quelle, ma non adesso. Anche i circoli per canto di gioco carte. Perché la condivisione del mazzo di carte, non è che viene gettato ogni volta che si fa una partita, resta lì. Bisognerebbe sanificare, fare, dobbiamo avere pazienza sulle carte. Ok, va bene, grazie. Prego. Salmaso. Presidente, le volevo chiedere, mi pare che questa ordinanza, in particolare sui trasporti e anche sugli altri provvedimenti che lei ha preso, come ha detto la collega Barzana, copia un po' quella dell'Emilia, però afferma il principio, della totale autonomia delle regioni rispetto agli ordinamenti nazionali. E quali sono le basi giuridiche che lei ha adottato per introdurre appunto queste nuove linee guida? Questa è la prima domanda, poi gliene faccio delle altre. Sì, ma guarda, allora mi permetto di suggerire di dire che noi non abbiamo copiato nessuna ordinanza, perché peraltro il gruppo di lavoro che ha fatto le linee guida siamo noi. Vabbè, ok. No, ma ve lo dico per correttezza anche nei confronti dei miei che hanno lavorato. E qui c'è l'avvocato Botteon. È solo una questione temporale, ecco, mi pareva. Ma sì, fra l'altro giustamente sono anche diverse oltretutto. Cioè noi abbiamo una capienza 100% omologazione. L'Emilia Romagna ha scelto di autorizzare solo i posti, le sedute fisse e basta. Però al di là di questo noi avevamo un'ordinanza molto più complicata, l'avete vista oggi, no? Che ha 360 gradi. Per cui le basi giuridiche sono il DPCM, cioè il DPCM a noi dà la facoltà di lavorare su questo fronte, non c'è nulla di illegale, nulla di avventuroso, abbiamo semplicemente messo in fila il parere della prevenzione, delle linee guida del buon senso. Magari facciamo in modo anche, Carlo, di dare la mia famosa lettera che ho mandato alla conferenza delle regioni sulle mascherine, penso che sulla capienza al 100% penso che sia di un mese fa. E insomma questi sono i risultati. Prego. Ecco, per quanto riguarda invece, lei ha fatto riferimento agli autobus che fanno servizi per le gite, ecco, tanto per spiegare nel concreto di cosa stiamo parlando. Ecco, questa ordinanza vale anche per le gite fuori regione, cioè le avevo fatto tempo fa un esempio, ho detto se uno parte
un tour di pellegrini che va in Puglia da Padre Pio, cioè quante ordinanze deve superare? Ci sono 7 regioni da attraversare. Ma è valida la nostra. Quindi con questo uno può girare tutta l'Italia? Sì, perché comunque l'autobus ha un punto di partenza che sottostà, dove vige questa ordinanza. Dopodiché noi cercavamo di organizzare anche un'ordinanza unica a livello regionale. Sono convinto che poi si adegueranno anche i colleghi delle regioni, però io non ci vedo la necessità di far scendere qualcuno all'autobus perché è partito, che so, da Venezia e va fuori regione e lì c'è un'altra ordinanza. Beh, forse in Campania qualche... Non so, te lo so dire, però insomma l'importante è essere partiti, poi vedrete che la chiudiamo bene questa partita. Su questo sì. No, sempre in termini di trasporti, c'è, come dire, la Bartolini ha sede a Bologna, ovviamente stiamo parlando di un settore completamente diverso, però anche quello è molto importante perché è un veicolo fondamentale nella distribuzione delle merci nel nostro paese. Avete sedi della Bartolini, ci sono anche in Veneto, adesso evitiamo di dire le città nel dettaglio. Avete preso dei provvedimenti di controllo preventivo per tracciare gli spostamenti dopo quello che è successo a Bologna, oppure è un problema che non si pone secondo lei? No, non abbiamo, c'è il rispetto delle linee guida, delle ordinanze, non abbiamo. Sì, è un fronte più sanitario di controllo. Sì. Parisi. Presidente, buongiorno. Ciao. La mia domanda, nonostante questa verteva sulla scuola, nonostante quest'ultima ordinanza sia veramente molto complessa e tratta tantissimi temi, aveva già anticipato la Alda, avete la videoconferenza alle 13 e ieri si è inceppato qualcosa nell'incontro che c'è. Poi vi lascio l'assessore Lanzarin che ha seguito da vicino questa partita della scuola. D'accordo, grazie. Prego. Poi c'è anche l'assessore De Berti se qualcuno vuole per i trasporti o ulteriori delucidazioni. Andrioli, Giacomuzzo, Bo. Buongiorno Presidente. Ciao. Che cosa è rimasto fuori? Bella domanda. Il gioco delle carte di sicuro. Non ho capito. I grandi eventi, questo sì, i grandi eventi, c'è il mega concerto piuttosto che i grandi assembramenti. Sì, mi ricordo i grandi eventi sportivi, il Giro d'Italia piuttosto che delle grandi manifestazioni, ma ovviamente sono temi che stiamo affrontando. Considerate che c'è questa deadline del 15 di luglio del governo e lì si capirà anche rispetto alla mascherina, si capirà quali saranno le nuove linee guida per la mascherina e di conseguenza il governo se reitererà alcune misure oppure no, di quelle diciamo interdette, no? Cioè alcune attività. Io sono convinto che ci sarà più apertura del 15. Che cosa succede allora tra il 10 luglio per quanto riguarda il Veneto e il 14 con l'attesa di un DPCM nei 4 giorni di scambio? L'abbiamo fatto così, prima di tutto perché se il DPCM anticipa noi riusciamo ad adeguarci in tempo reale, se no facciamo semplicemente rinnoviamo l'ordinanza, sì. Un'ultima precisazione mi manca, trasporto pubblico locale, terra e acqua, quindi obbligo di mascherina e igienizzazione, seduti a capacità totale, quindi anche in piedi. Sì, sì. È questa. Vale tanto questo di linea e non di linea. Certo, è uniformità tra linea e non linea, privati o pubblici. Dopo c'è anche il sole del Berti, ma le due parole ve le dice su questa tormentata scalata all'ordinanza. Ma vorrei c'era la Giacomuzzo. Sì, no, poi avevo una domanda su questo. Prego. Di nuovo Salmato, sì. Dubbiano se no la De Berti poi. Sì, vi lascio la De Berti che così. Scusa, non ho capito una cosa. Prego. L'ordinanza sul trasporto pubblico è stata autorizzata dalla dottoressa Russo, ma Dal Dipartimento di Prevenzione del gruppo di lavoro delle regioni. 5 regioni sono, no? Il comitato scientifico? No. E quindi il comitato scientifico Veneto si è espresso? No, su questo no, perché non viene interpellato su questi temi. Viene interpellato sui temi clinici, sulle attività cliniche da fare, ma non su questi. Sul gioco da squadra di contatto, sì. C'è il rischio che venga fermato o bloccato perché a livello nazionale si brancola nel buio oppure secondo me no. Sereno? No, secondo il DPCM dice almeno che le regioni non possono avere. Sì.
giustamente mi ricorda l'assessore Bottacin, perché il DPCM dice che è l'intesa a meno che le regioni non facciano le linee guida, noi abbiamo fatto le linee guida. Grazie. Prego. Di nuovo Bone. Di nuovo. L'esordio oggi. È l'esordio. No, volevo, magari forse lo sa meglio l'assessore De Berti, ma i servizi sono ripresi a pieno regime, ferro, gomma, perché noi diamo il via libera, però se così non fanno le corse magari. No, hai ragione, guarda, dopo ne parlerà l'assessore, vi dà un po' di dati, perché avevo chiesto questo. Però noi fondamentalmente con il servizio del ferroviario regionale siamo pressoché a regime, parlo dei nostri treni. Allora se mi dite dire ma una freccia non c'è, ma le frecce non sono nostre le frecce. E in generale questo dà ossigeno, perché comunque c'è stato un periodo di caos anche dettato dal fatto della restrizione dei trasportati, cioè quando tu riduci del 50% il trasporto, lo riduci a bordo e poi lo riduci anche a terra perché elimini corse, mi fare un casino. Questo dovrebbe permettersi di andare in maniera più, diciamo, ragionevole. Dopo l'assessore De Berti, Marco ti dà altro? E ero incuriosito da un esempio pratico, se potevamo poi dare un servizio un po' più preciso ai lettori, che è questo. Cioè, lei ha detto ora che le frecce rispondono ovviamente ad un'altra organizzazione, ma se uno prende la freccia a Venezia per andare a Milano, quindi vale il regolamento nazionale per capirsi, oppure nel tratto Veneto? Perfetto, un treno regionale che da Verona va a Brescia o va con le ferrovie nord di Milano, in Veneto può girare a capienza piena, quando varca il confine cosa scatta? Scatta che se non si adeguano possono dire che la prima fermata devono scendere, però bisogna che... Infatti stavo dicendo, però in questo momento abbiamo una capienza che non arriverà mai. Cioè dice, non c'è domanda in sostanza del servizio, ecco. No, poco tempo. Però l'abbiamo fatto perché anche questo, come la spiaggia il 18 di maggio, serve per far fare un altro scatto all'ingranaggio, perché sennò qua stiamo sempre a prendere la mira e nessuno mai spara, cioè questo è il problema, in senso positivo, lo dico da obiettore di coscienza. Quindi lei si augura che questa ordinanza del Veneto venga adottata anche dalle altre regioni proprio per evitare questi... Ma di certo noi non torniamo indietro. No, questo l'ho capito. Riesce a convincere anche le altre regioni ad adottare... Ma sì, ma se ne parlerà. Ieri sera noi eravamo convinti di chiudere una partita nazionale. Dopodiché c'è stata un po' di discussione, insomma, sana discussione, e a questo punto abbiamo visto che come si può dire, l'argine si è rotto. E a questo punto noi per correttezza non abbiamo fatto l'ordinanza questi giorni, potevamo farla. Vi basta? Passo la parola agli assessori. Ancora Vanzana, ancora Emiliano, poi passiamo all'assessore. Presidente, mi pare di capire che l'unica cosa positiva che ha portato all'emergenza sanitaria è il fatto che d'ora in avanti chi si fa il pedicure sui sedili dei treni sarà multato. A quanto ammontano le multe e chi vigila? Chi vigila, perché cioè in autobus l'autista scende e fa la multa alla signorina che si mette i piedoni sopra, cioè non è una cosa da poco. Cioè, o il signorino. O il signorino. Che è più facile. Ma sai, la contravvenzione la rileva qualsiasi pubblico ufficiale, nel senso che non è che c'è una persona dedicata a controllare le applicazioni dell'ordinanza della Regione del Veneto. Quindi immagino che lo possa fare anche direttamente il controllore. C'è scritto, l'abbiamo scritto. Abbiamo scritto anche il personale di bordo, proprio per risolvere un dubbio. Da 400 a 3.000 euro. 1.000 adesso li hanno portati a 1.000. Li hanno portati a 1.000, però costa massa il pedicure 1.000 euro. Conviene andare da chi li fa professionalmente, costano molto di meno i pedicure. Quindi da 400 a 1.000, da 1.000 a 400, 1.000. 400 euro a 1.000 euro la multa. Scusate, io ero rimasto a quella 400 3.000. Emiliano. Presidente, mi permette una battuta scherzosa? Prego. Dopo 126 giorni, il primo weekend libero, ho già un programma e vi mancheremo. No, ma mi permette una battuta scherzosa? Dove sei andato in ferie mentre noi eravamo qui a lavorare? Non si parla di me, ma di lei, questa domanda. No, stavo pensando addirittura di venire anche domani. C'è l'assessore qua.
che era preoccupata, aveva detto forse domani, non lo so, se abbiamo, allora guardate, noi abbiamo giustamente, anche perché per noi è stata una faticata al di là delle battute e anche per voi perché ci avete seguito, noi martedì chiudiamo ufficialmente con l'appuntamento quotidiano, dopodiché alla bisogna, voi capite che se un'ordinanza come questa faremo le convocazioni qui in modo tale che siate anche più agevolati nei parcheggi, nelle attività di movimento, e può essere una conferenza alla settimana, 2, 3, in base alle informazioni. Io con i Veneti per vostro tramite voglio continuare a informarli, cioè i Veneti devono essere informati e il vostro lavoro è stato eccezionale, cioè, immaginate la gestione di un'emergenza come questa senza la comunicazione, è stato un caos, oltre all'inquietudine, l'ansia di non sapere cosa si può fare, e comunque arrivano un sacco di messaggi di richieste di informazioni. Questa è la dimostrazione che i Veneti hanno voglia di sapere, perché c'è senso civico, no? 15.000 chiamate solo qui. 15.000 chiamate solo qui abbiamo avuto, ai centralini qui. Allora, io avrei una domanda extra, se è possibile. C'è un tema oggi che sovrasta gli altri e riguarda i vitalizi, Presidente, nel senso che la decisione della Commissione Tecnica del Senato ovviamente sta rimescolando tutte le carte e sembra che appunto ora anche la Camera debba adottare un provvedimento analogo e a cascata molto probabilmente anche quello che avete fatto nei consigli regionali potrebbe tornare in discussione. Ecco, qui l'impressione è che al di là delle 5 motivazioni tecniche nella delibera presa dalla Commissione ci sia però un gioco delle parti e qualche esperto, come dire, abbia utilizzato bene gli strumenti legislativi per smantellare, come dire, invece una linea che era stata presa e che appunto puntava al risparmio. Volevo capire il suo punto di vista, so che la Lega è stata categorica, però l'impressione è che si debba ripartire da zero. Insomma. Ma guarda, allora, ti ricordo che noi abbiamo fatto negli anni le riduzioni d'ufficio durante la crisi non so, del 5-10%, non mi ricordo più, dei vitalizi, e ce l'hanno impugnato. Dopo è stata fatta la grande riforma dell'eliminazione del vitalizio e l'introduzione del sistema contributivo, no? E io confermo che il sistema contributivo sia assolutamente il miglior sistema, cioè uno paga, come accade dappertutto, la contribuzione, alla fine avrà un trattamento pensionistico, punto. Poi sinceramente non conosco nei dettagli la vicenda del Senato, penso anche che poi sia fondamentale in questi casi arrivare a sentenza, e qui mi sembra che non siano arrivati a sentenza, perché sono nella commissione di, come si chiama? Però siccome adesso non vorrei entrare troppo in questioni magari, il taglio dei vitalizi è stato deciso ovviamente dalla Presidenza della Camera e dalla Presidenza del Senato sulla base dell'autodichia, quindi sono meccanismi di autoregolamentazione, di autogoverno interno che gli organi adottano e quindi possono decidere di aumentarli, tagliarli. Sì, ma ciò non toglie che si possa andare a sentenza. Una sentenza sarebbe... No, poi le sentenze sono dei ricorsi fatti, mi pare, tramite l'avvocato Pani per la Corte Costituzionale sulla base dei principi. Ma le sentenze fanno giurisprudenza, no? Per questo è un provvedimento interno invece che però potrebbe già azzerare tutto. È ben lontano dalla sentenza che avrà tempi diversi, ecco, questo mi pareva di capire. Sì, ti dico, per quanto riguarda la Regione confermiamo un sistema contributivo, appunto. Dopodiché la vicenda nazionale sinceramente non mi sono mai entusiasmato, ma non perché so che va di moda dire che bisogna essere contro tutto, mi sono entusiasmato perché ci immaginavo come tutti voi che andasse a finire così, cioè non penso che non ci siano state sorprese, no? No. Cioè adesso, se non siamo ipocriti, sapevamo tutti che alla fine trovavano l'uovo di Colombo per dire che era illegittimo. L'hanno fatta anche stavolta, no? Va bene. Questa storia dei diritti acquisiti è una storia che se non viene chiarita da sentenze, diciamo, di alto valore, cioè non ne veniamo più fuori, perché poi fanno giurisprudenza, se fanno giurisprudenza allora ci si muove, se no no. Io l'ho visto quella volta con la riduzione dei vitalizi per noi, c'è stata, per chi già percepiva il vitalizio, forse era il 2010-2011.
Se non avete altro passare la parola in successione all'assessore De Berti che vi dà. Io chiederei un'inversione, Presidente, perché siccome c'è la riunione sulla scuola, se qualcuno ha domande sulla scuola liberiamo subito l'assessore Lanzari. Qualcuno ha domande sulla scuola? Sì, avevo una domanda. No, un attimo, lascio il posto. Grazie, buongiorno, buon lavoro. Fra un paio d'ore avete l'ordinanza. Sì. Grazie. Allora, le domande sulla scuola che l'assessore poi deve fare salire. una conferenza anche domani se troverò una notizia. Allora, io vi dico lo stato della situazione. Ieri c'è stata la conferenza delle regioni dove si è discusso e c'era anche all'ordine del giorno la discussione sulle linee guida e sulla riapertura, quindi il discorso del calendario scolastico del 14 di settembre. C'è stata una discussione accesa tra i vari presidenti perché non tutte le linee che erano state varate dalla regione sono state poi recepite per quanto riguarda appunto il CTS di istruzione, e in particolare i punti insomma di maggiore scontro erano quelli della mascherina in classe, nel senso che le regioni dicono, cioè scriviamo che non è obbligatoria la mascherina in classe, e qualora a settembre, quindi 2 settimane prima dell'inizio dell'anno scolastico, ci fosse una situazione di un certo tipo, allora il CTS potrebbe pronunciarsi e dire che è meglio utilizzare la mascherina in classe, ma non la mettiamo oggi nelle linee guida come un parametro già da attuare. E quindi su questo le regioni hanno tutte all'unanimità insomma chiedevano che venisse rimodulata questa dicitura. Poi c'era la questione del trasporto scolastico, in cui si cercava di demandare agli enti locali e alle regioni tutta una rimodulazione per quanto riguarda il trasporto scolastico, con tutte le ripercussioni che potevano avere, e quindi si è chiesto invece che questa sia una partita di concerto col Ministero delle Infrastrutture, il Ministero dell'Istruzione, quindi che non ci sia questa demandare tutta la partita del trasporto scolastico. E poi c'era la partita importante, imprescindibile, delle risorse, ossia si varano le nuove linee guida, si vara l'apertura del nuovo anno scolastico, però bisogna che ci sia garanzia rispetto alle risorse economiche, le risorse in termini di personale ATA, che non c'era ancora. Ci siamo quindi dati 24 ore, perché con questi nodi aperti le regioni non davano l'intesa ieri, e oggi adesso c'è appunto conferenza delle regioni straordinaria, conferenza unificata per cercare di chiudere l'intesa. C'è stata tutta una trattativa fino a ieri sera alle 7:30, fino alle 9 ieri sera, in cui almeno, e adesso vediamo, sembrano che le richieste delle regioni, quindi quelle delle garanzie rispetto alle risorse, quelle delle mascherine, quindi non mettendole più già nel documento, ma solo verranno valutate a settembre con la riapertura delle scuole, quindi solo con un quadro epidemiologico di un certo tipo, siano state accettate. Però adesso lo vediamo e quindi sapremo nel pomeriggio appunto se c'è intesa, e si discuterà e ci sarà anche l'eventuale decisione per quanto riguarda la riapertura dell'anno scolastico. Questa è la situazione insomma ad oggi. Buone. E quanti soldi servono al Veneto? Come? Quanti soldi ci servono? Non c'è stata una quantificazione, mi sembra insomma, però la garanzia da parte del Ministero delle risorse anche soprattutto legate a un aumento del personale ATA, che sappiamo che con tutte le procedure di sanificazione, arieggiamento e tutto il resto insomma diventano ingressi quindi scaglionati, nel senso un ingresso e un'uscita, insomma diventa personale molto importante. Noi abbiamo posto anche la questione delle scuole paritarie, perché chiaramente altrimenti rischiamo sempre di avere le scuole paritarie, che sono una caratteristica molto veneta, di rimanere escluse eventualmente da adeguamenti, da risorse aggiuntive anche per quanto riguarda il personale, e quindi anche su questo hanno detto che si pronunceranno e vedremo insomma qual è l'esito del pronunciamento che il Ministero vorrà fare. Credo che in conferenza adesso insomma dirà insomma un po' quelle che sono le basi su cui poi che ci sia poi l'intesa finale insomma. Emiliano, altri? Assessore, solo un chiarimento, e il Veneto è del fronte del no mascherine? Noi siamo sul fronte del no mascherina in classe se non è necessario, quindi cosa diciamo? Se a settembre, al 10 di settembre ci dovesse essere una situazione in cui si dice la mascherina è obbligatoria, allora
la valutiamo. È chiaro che se ci dovesse essere una situazione di un tipo insomma molto marcato e forte c'è anche sempre l'ipotesi della chiusura, quindi però la valutiamo nel momento. Oggi ci sembra inutile dire in classe con mascherina. Grazie. Libererei l'assessore Lanzarin. Assessore De Berti, prego. Vuoi introdurre tu o facciamo subito domande? No, domande. Ecco, partiamo da Bonet. Come va la situazione? Perfetto, beneficio anche delle TV. Allora, volevo capire qual è lo stato attualmente del servizio, okay. Ferroviario e su gomma, cioè è stato ripristinato il numero pre-Covid delle corse? No? No, non su gomma e sull'acqua non sono al corrente, perché sapete che per quanto riguarda la gomma e l'acqua la scelta della programmazione è in capo agli enti di governo. Noi abbiamo la programmazione sui treni. Sui treni sostanzialmente abbiamo fuori, io vi dico il 95% dei treni, perché qualche corsa ad esempio sulla Calalzo Ponte nelle Alpi non è stata ristabilita per mancanza di utenza, però ci sono alcune linee dove abbiamo il 100%. Anche quelle segnalazioni che sono arrivate da alcuni pendolari, soprattutto quelli che lavorano a Venezia per il rientro a casa nelle ore serali, i treni, vi avevamo già comunicato, bene o male vengono ripristinati, sia quelli di competenza della Regione sia quelli di competenza dello Stato, perché vi ricordo che sul Brennero-Bologna e sul Venezia-Trieste ci sono dei treni che sono di competenza dello Stato e sono pagati dallo Stato. Per quanto riguarda gli autobus, le aziende ovviamente sono in difficoltà, ma varrebbe la stessa cosa per Trenitalia, perché erogare un servizio, far rientrare dalla cassa integrazione il personale, mettere fuori gli autobus vogliono dire costi, e ricordo che nel decreto rilancio siamo ancora fermi ai 500 milioni di cui il Veneto godrà del 10% e la metà di questi soldi andranno nel rimborso degli abbonamenti, che per me è fondamentale ribadire, perché ancora arrivano mail di persone che chiedono, soprattutto genitori che chiedono se gli abbonamenti, dove ovviamente il servizio non è stato usufruito per la chiusura delle scuole, verranno rimborsati, chiusura scuole, chiusura aziende eccetera, gli abbonamenti verranno rimborsati. Stiamo definendo i criteri, perché a livello nazionale li stanno definendo, però diciamo che ieri è stato convocato il tavolo dei trasporti con le aziende dei trasporti, Lupi e Lanci, e si è valutato sostanzialmente che l'ipotesi più diciamo meno burocrate, a settembre, quando i genitori andranno a rinnovare l'abbonamento dei figli, rinnoveranno l'abbonamento annuale pagando sostanzialmente le mensilità meno quelle che non hanno usufruito. Questo nel rimborso degli abbonamenti toglie dall'istruttoria sostanzialmente l'85% del problema, perché è inutile che andiamo a complicare le cose. Tutti coloro che avevano l'abbonamento a scuola e che andavano a scuola semplicemente pagheranno meno l'abbonamento annuale, perché se noi seguiamo le regole che hanno dato, perché subito si dava un termine si voleva dare, ed era questa la proposta nazionale, dove io sinceramente mi sono un po' messa di traverso, nel senso che di dare la possibilità all'azienda di fare l'istruttoria entro novembre. L'azienda doveva scegliere se prorogare l'abbonamento o dare i voucher, e poi i voucher dovevano essere spesi entro il 31 dicembre di quest'anno. È ovvio che è una presa in giro, perché non andiamo da nessuna parte. Se io genitore vado a rinnovare l'abbonamento a settembre, ho diritto di sapere di avere scontati quei mesi che non ho usufruito del servizio. Però tenete presente che di settimana siamo ancora ad un'utenza molto bassa, perché insomma sui treni parliamo ancora del 25%, cioè pian pianino sta aumentando, però tenete presente che le università sono chiuse, lo smart working è ancora molto forte, i turisti non ci sono, quindi anche il problema che ponevate prima, che era lo stesso problema se noi non avessimo fatto questa ordinanza che ci ponevamo con i treni che arrivavano o dovevano andare in Emilia Romagna, l'utenza è ancora talmente tanto bassa che non credo ci saranno problemi, partendo dal presupposto che le due ordinanze sono diverse, perché
perché l'Emilia Romagna dice 100% dei posti seduti sui treni e sugli autobus extraurbani. Sull'urbano, dove i posti sono più che altro in piedi, rimane la regola credo che avessero applicato il 60% loro. Noi invece diciamo via il distanziamento su tutti i mezzi, anche perché dopo dipende dall'omologazione dei mezzi, perché ci sono dei mezzi che hanno tanti posti seduti e pochissimi in piedi, tanti mezzi che hanno metà posti seduti e metà in piedi. Io vi faccio, prendiamo un treno, prendiamo il ROC, che ha 700 posti seduti e 500 in piedi più o meno. Cioè, se io avessi applicato la regola dei posti seduti, allora il 60% tra posti in piedi e posti seduti sostanzialmente arriviamo a 1200, arriviamo più o meno a 700 posti. Se io avessi applicato la regola dell'Emilia Romagna, dico solo i posti seduti, sono sempre 700, cambia niente, cioè non cambia alla fine la dicitura. Però siccome partiamo dal TPL non di linea, dove stanno soffrendo, e abbiamo incontrato con l'assessore Marcato anche questa mattina, soprattutto i bus turistici, giustamente loro dicono, se non sblocchiamo, perché i bus turistici non hanno i posti in piedi, hanno solo i posti seduti, quindi comunque hanno 25-30 persone, allora c'è una forte richiesta anche da parte delle aziende di dire, se dobbiamo ripartire, cerchiamo di ripartire senza avere freni ai piedi, perché già la situazione è difficile di per sé. Se in più partiamo a rallentatore, c'è già il turismo, insomma, che ha bisogno di una spinta. Dopo è ovvio che è obbligo la mascherina e l'igienizzazione delle mani. Su tutti i mezzi di trasporto c'è già l'obbligo di mettere il dispenser con l'igienizzante, quindi basta avere un po' attenzione, se non ce l'hai dietro igienizzati con quello che trovi nella stazione piuttosto che sul mezzo di trasporto. Assessore, scusi, per restare in tema rimborso abbonamenti o comunque scorporo, no, dai prossimi, abbiamo una stima di quanti potrebbero essere i costi, ad esempio per il trasporto urbano ed extraurbano? Guardate, avevo fatto l'ultima volta che vi avevo detto i calcoli, eravamo, se non sbaglio, a dei ricavi 25 milioni per i treni, che erano i ricavi da abbonamento, e poi c'erano i 103 milioni, se non sbaglio, per l'acqua e la gomma, quindi siamo più o meno a 128 milioni di euro per i ricavi da abbonamento. Poi c'è tutta la bigliettazione ovviamente giornaliera. Se io calcolo 128, ma insomma calcolo più o meno 10 milioni gli incassi mensili da abbonamento, solo i 2 mesi che io ho tenuto chiuso tutto, dove ho avuto un 5% dell'utenza che ha utilizzato i mezzi pubblici, perché io ho avuto un meno 95%, cioè se pensate solo quei 2 mesi, non credo che ci saranno tante situazioni dove io non potrò rimborsare gli utenti, quindi parliamo di un 20-25 milioni, forse anche qualcosina in più, che così ad occhio e croce saranno i rimborsi per il mancato utilizzo degli abbonamenti. Altre domande? L'assessore diceva che quasi tutti i treni sono stati ripristinati, mi chiedono il Adria Venezia della mattina delle 7.55, mi sollecitano di nuovo il serale, quello per Trieste delle 23 se non vado errato. Cioè Adria Mestre è una cosa, poi ci sarà il Venezia Trieste che è quello delle 23.03, esatto, che era quello indiviso di competenza dello Stato, che se non mi ricordo l'avevate già scritto, è il 29 giugno che verrà reinserito. E quello dell'Adria Venezia invece della mattina? L'Adria Venezia che quello è sistemi territoriali, quello della mattina verifico quando lo ripristinano. Okay. Quindi siamo però, mi pare di capire, ad una offerta che si sta ritornando quasi alla normalità, però un'utenza molto bassa ancora. Allora, c'è un'utenza molto bassa che teoricamente l'utenza bassa non
giustificherebbe un'offerta che è tornata quasi al 100% a parte qualche treno, però purtroppo ci troviamo nelle condizioni che i turni di lavoro, l'andare a lavorare, ci sono soprattutto verso Venezia, ci sono molte persone che se tu non gli metti il treno devono andare a lavorare con la macchina con notevole dispendio di costi per parcheggi, autostrada, benzina, eccetera. Quindi diciamo che di quei 25% di utenti che si stanno muovendo dovrebbero quasi tutti essere accontentati. È ovvio che di settimana in settimana stiamo vedendo dei piccoli aumenti, cioè insomma speriamo che se le università riapriranno, la scuola sicuramente a settembre questo problema dell'utenza diciamo che esploderà l'utenza, perché con le scuole è ovvio che comunque da settembre non avremmo potuto mantenere il droplet, ne abbiamo parlato tantissime volte, cioè le soluzioni erano due: o raddoppiavi tutti i mezzi possibili e immaginabili, treno, acqua, gomma, ma non era possibile, oppure mettevi in campo tutti i mezzi privati a supporto del trasporto pubblico locale, ma voleva dire un costo esorbitante. Quindi se la situazione di contagio del virus è quella di oggi, diciamo che possiamo azzardare il zero distanziamento, purché ci sia la mascherina. Ricordo che l'ordinanza dura fino al 10 luglio, quindi vediamo nelle prossime 2 settimane che cosa succede, perché anche per noi è necessario vedere poi qual è la reazione e quali sono le situazioni. Guardate, io da diverse settimane ormai sto venendo in treno quando vengo a Venezia. Bene o male ci sono dei treni che sono vuoti, soprattutto quelli la mattina presto, insomma, dove non ci sono problemi di capienza con il droplet, e ci sono treni che si stanno riempiendo bene. Siamo ancora nel rispetto della capienza del droplet, però nell'arco di qualche settimana poi, se il turismo riparte, avete già visto che nel fine settimana, il ponte del 2 giugno, c'è stato il caos, insomma, in un giorno dover mettere 29 treni straordinari, cioè, dopo bisogna anche a un certo punto invogliare, dare messaggi di positività agli utenti. Possiamo chiudere? Andrioli, Tofotto. Grazie, arrivederci. Una domanda per l'avvocato Botteon. Botteon, tuo microfono. Comincia il famoso massacro Botteon. No. Anche quota di numero di ordinanze siamo? Quante ne ha vagliate? Quante ne ha controllate? Io nessuna, perché fa il Presidente, ma siamo l'ultima è la 60, quindi saremo a 61, 62. Ordinanza Covid. Sì, della regione, sì. Legate a situazione Covid. Sì, l'ultima appunto era quella sui trasporti specifica, aveva il numero 60, la nostra, diciamo quella generale 59, quindi probabilmente saremo su 61-62. Dovrebbero essere le ultime. No, non è l'ultima, ecco. Comunque e non è l'ultima? No. La prossima? Ricordare il sociale. Le carte da gioco. Come vi ha detto il Presidente, c'è sempre una conferenza stampa in agguato. No, ho chiesto per il Covid, quante solo Covid, solo legate. Le ordinanze l'ultima ordinanza aveva appunto il numero 60 e quindi sono relative sono quelle pubblicate nel sito dedicato al coronavirus, e questo è il numero. Adesso, le prime erano molto puntuali, le prime 10-15 avevano un contenuto molto specifico, ma sono tutte collegate queste sono le ordinanze. Prima non c'erano ordinanze per quest'anno del Presidente. Quindi sono 61. Ordinanze per la limitazione sono le regioni con ordinanze che sono numerate per
Sembra continuare a dire una cosa diversa. Rientriamo in studio, sono in corso delle domande tecniche all'avvocato Botteon dell'Avvocatura regionale sulla numerazione delle ordinanze. È stata una conferenza stampa piena di spunti, perché di fatto era stata annunciata già da qualche tempo, diventerà operativa dalla mezzanotte di oggi la nuova ordinanza sul trasporto pubblico locale, all'insegna di una precisa filosofia: mascherine sì, quindi sì alle mascherine obbligatorie, no ai distanziamenti. Questo per mantenere inalterata la capienza dei mezzi pubblici in Regione del Veneto. Un'ordinanza sulla falsariga di quella adottata nella giornata di ieri anche dall'Emilia Romagna. Emilia e Veneto continuano quindi a fare asse sugli aspetti più operativi e quotidiani, nonostante non ci sia al momento una convergenza con il governo, soprattutto sul tema del trasporto pubblico locale. Avete sentito anche l'assessore De Berti che è entrata nel dettaglio della questione. Si tratta ovviamente non solo del trasporto pubblico locale su gomma, ma anche i treni regionali, quindi i treni che vengono utilizzati normalmente dai pendolari. Cosa è stato detto oltre a questo? Sono state dette tante cose, perché l'ordinanza va a regolare anche altri aspetti della quotidianità. Per esempio potranno essere distribuiti e quindi letti, messi a disposizione negli esercizi pubblici e privati i quotidiani. Come sapete, nel periodo del lockdown e nella fase 2 questo non era possibile. Non è possibile, da domani lo sarà, quindi nelle sale d'aspetto, nei bar potranno essere sfogliati quotidiani e riviste. Tornano a essere autorizzati anche gli sport di contatto e di squadra, ovviamente con delle cautele sul fronte della sanificazione. Possono riaprire le saune. Questo non è un dettaglio da poco, se consideriamo per esempio tutto il settore del wellness, non solo quindi il distretto termale. Saune che dovranno mantenere una temperatura, questo è importante sottolinearlo, tra gli 80 e i 90 gradi. Per questo, per esempio, non potranno essere riaperti i bagni turchi. Si va a regolare, quindi questa ordinanza va a regolare anche le processioni religiose e le manifestazioni con spostamento, quindi di fatto i cortei che non rientravano nei precedenti provvedimenti regionali né in quelli di fatto governativi. Processioni e manifestazioni che sono quindi permesse a patto di mantenere la distanza di almeno 1 metro. Dove questo non è possibile, ovviamente scatta l'utilizzo obbligatorio della mascherina. Si vanno a riaprire anche le attività commerciali e di servizio all'interno degli ospedali, quindi delle aree ospedaliere, così come gli ippodromi, che erano rimasti chiusi e non erano stati ancora riaperti. Permessa da questa nuova ordinanza anche l'attività formativa in presenza dei dipendenti pubblici e privati, quindi la formazione, diciamo così, i corsi di aggiornamento professionale. Anche questa è una realtà molto consolidata in Veneto, con migliaia di professionisti che gravitano attorno al mondo formativo. Questo è il quadro di quello che è stato detto oggi, mentre l'aggiornamento puntuale dei dati è questo, lo possiamo vedere dalla tabella che cerco di allargare.
c'è un solo caso di positività, un nuovo caso di positività riscontrato tra le 17 di ieri e le 8 di questa mattina in tutto il territorio regionale, questo in provincia di Padova. I casi attualmente positivi al coronavirus in Regione del Veneto sono quindi 487, i negativizzati sono 16.768, restano in isolamento domiciliare 738 persone. I deceduti complessivi tra ospedali e case di riposo sono 2007. Si è registrata anche una vittima, un decesso con Covid all'ospedale di Treviso, quindi una vittima tra le 17 di ieri e le 8 di questa mattina. Scorro velocemente con voi la tabella, non ci sono casi segnalati di decessi nelle strutture territoriali dove vengono solitamente trasferiti ospiti da ospedali Covid. Quindi continua la discesa del contagio in terra veneta, mentre comunque leggiamo e apprendiamo di nuovi focolai in giro per l'Italia e non solo nel paese. Pensiamo a Mondragone, ma anche alla Bartolini di Bologna, dove sono state istituite delle vere e proprie zone rosse. Questa è la situazione. L'emergenza sanitaria quindi si sta fortunatamente sgonfiando, ma di emergenze ce ne sono tante. C'è l'emergenza economica, sociale derivante dal Covid e c'è un aspetto particolare della stessa emergenza sanitaria che è l'emergenza psicologica, perché di fatto questa quarantena, questa pandemia ha lasciato in tutti noi dei segni, questo è indubbio, e nelle persone più fragili sono segni anche indelebili e segni che comunque sono da tenere sotto stretta osservazione. Per fare il punto di questo aspetto particolare, quindi dell'emergenza psicologica connessa alla pandemia, siamo collegati con due professionisti dell'ULSS 5 Polesana, la dottoressa Marilena Martucci, buongiorno dottoressa, e il dottor Antonello Grossi, psicologo. Buongiorno dottore. Buongiorno. Ecco, è un aspetto molto particolare quello che affrontiamo con voi oggi. Tra l'altro dico a chi ci segue da casa che si può intervenire in diretta al numero che vedete in sovrimpressione, quindi le telefonate sono aperte. Voi lavorate a stretto contatto con la salute mentale nel Dipartimento di Salute Mentale dell'ULSS 5 Polesana. Che ripercussioni, che impatto ha avuto sull'utenza questa pandemia, questo coronavirus? Comincio da lei, dottoressa Martucci. Sì, noi lavoriamo con l'ULSS 5 Polesana e devo dire che l'impatto, soprattutto quello dell'isolamento sociale, che adesso, come abbiamo visto, è terminato, c'è un'apertura molto più ampia, ma le conseguenze dell'isolamento, che è stata comunque un'esperienza unica per la nostra storia, per la storia contemporanea, anche inaspettata, improvvisa, basti pensare che altre situazioni simili si sono verificate in maniera anche molto più circoscritta, per esempio con la SARS nel 2002, ma ha riguardato prevalentemente la Cina e comunque il Canada, oppure l'Ebola, ma anche lì circoscritta ad alcuni paesi africani. Devo dire che è stata una cosa imprevista e che ha spiazzato e che comunque ha creato diverse difficoltà. Abbiamo visto che l'isolamento sta terminando, ormai siamo in fase di riapertura totale, ma le conseguenze purtroppo sono ancora evidenti e penso che lo saranno ancora per diverso tempo, anche perché comunque noi siamo delle anime sociali, siamo delle persone, siamo appunto delle anime abituate ad avere contatti con gli altri, e reprimere per tanto tempo e avere la difficoltà di poter incontrare, di poter riavvicinare le persone care ha creato sicuramente delle situazioni di forte disagio.
non soltanto in chi soffre di disturbi psichici o comunque nelle persone più fragili, che possono essere gli anziani, gli adolescenti, le persone con disabilità, le persone tossicodipendenti, quindi tutta quella fascia di popolazione già di per sé fragile e in difficoltà, ma anche tutti noi. Per cui il primo impatto sicuramente che c'è stato è stato quello di uno shock, quando ci si trova di fronte a qualcosa di improvviso, lo shock è la prima reazione, quindi di, in un certo senso, di bloccarsi. Poi è intervenuta la paura di affrontare qualcosa di nuovo, paura del contagio, paura di tutto, che in alcuni casi si è anche trasformata in panico, perché mentre tutti abbiamo la paura, si può considerare come un aspetto fisiologico che serve, anche antico, che serve per proteggerci di fronte a un pericolo. Diverso è quando poi subentra il panico e quindi c'è una reazione eccessiva. Poi c'è stata appunto una reazione di adattamento, cioè di fronteggiamento e riadattamento alla situazione. E ognuno di noi poi l'ha sviluppato e l'ha in maniera differente a seconda delle proprie caratteristiche, quella che si chiama comunemente la resilienza, cioè la capacità di far fronte alle difficoltà. E lì ognuno di noi, a seconda delle proprie fragilità, delle proprie caratteristiche, dell'ambiente sociale, culturale che ci appartiene, lo ha sviluppato in maniera differente. Penso che avremo ancora un impatto ancora molto lungo, perché anche questo rientro nella normalità, in una normalità che comunque non è più quella che noi avevamo prima e pensavamo prima, è una normalità diversa rispetto a prima. Quindi non è la normalità alla quale eravamo abituati, questo è certo. Ha segnato in maniera profonda questa pandemia le nostre abitudini e anche i nostri convincimenti per certi versi. Ci ha toccato nel profondo. Arrivo da lei, dottor Grossi. Le conseguenze a lungo termine di questa emergenza sanitaria, già le ha anticipate la dottoressa Martucci, quali saranno? Lei da psicologo cosa vede da qui ai prossimi mesi? Che risvolti? Quello che stiamo già vedendo è una situazione di incertezza per il proprio futuro, per la propria salute, per il lavoro. I familiari sono preoccupati per i figli sono preoccupati per la salute dei genitori. Quello che pensiamo, perché ci sono già dei segnali, è una difficoltà a ristabilire delle relazioni, c'è un'aumentata diffidenza verso l'altro. Poi, meno evidente, ma che pensiamo possa vedersi nel futuro, è questa difficoltà ad accettare il cambiamento. È difficile per noi tutti, passare da una condizione psicologica, emotiva, cognitiva precedente, improvvisamente a passare a una condizione così nuova, senza che questo crei degli squilibri. Probabilmente gli effetti psicologici di questi squilibri li vedremo ancora per lungo tempo. E in termini molto concreti, dottore, di cosa stiamo parlando? Quindi lei immagina più disturbi di ansia, depressione, che cose nello specifico? Sì, noi prevediamo, non abbiamo ancora avuto, è poco tempo che abbiamo ripreso le nostre abitudini, la nostra vita. Noi prevediamo che ci possa essere un aumento degli stati d'ansia, un aumento del cambiamento dell'umore delle persone. Probabilmente assisteremo anche verificheremo delle situazioni di panico tra le persone, quindi tutti i disturbi che hanno una connotazione psicologica rilevante. Dottoressa Martucci, ecco, ci sono stati, il lockdown non ha fermato l'attività del Dipartimento di Salute Mentale, anzi, che
quali sono stati gli accessi? Per quali motivi principali i pazienti hanno chiesto l'intervento del Dipartimento di Salute Mentale? Lei ha visto in particolare una crescita di qualche disturbo più di altri? Sì, devo dire che gli ambulatori psichiatrici o comunque tutto il Dipartimento di Salute Mentale non si è fermato durante tutta l'attività anche dell'isolamento. Insieme a poche altre specialità, quelle gli ambulatori psichiatrici hanno continuato a lavorare ininterrottamente. Dopo una prima fase così di blocco, nel quale la paura ha prevalso, per cui c'è stata una specie di diminuzione, un calo drastico degli accessi, soprattutto all'inizio, pian piano invece sono notevolmente aumentati. E paradossalmente sono aumentati i nuovi casi, cioè i casi soprattutto nella prima fase dell'isolamento, nella prima fase di persone senza precedenti disturbi psichiatrici importanti che non erano conosciuti dai nostri servizi e sui quali appunto l'isolamento ha creato comunque questa situazione, la pandemia ha creato un impatto molto forte. Sto parlando particolarmente soprattutto di persone fragili come gli anziani. Ci siamo trovati a fronteggiare anche delle situazioni nelle quali le persone anziane che hanno perso all'improvviso il contatto con i familiari, con la rete sociale che li sosteneva, e si tratta prevalentemente di persone che vivono anche da sole, hanno sviluppato delle reazioni di depressive, un peggioramento anche dei sintomi molto importanti, per cui sono arrivati molti pazienti in età senile come primo contatto. Poi sono aumentate sicuramente le reazioni di ansia, di panico, sono aumentate le situazioni legate anche a persone magari che già avevano delle fragilità per quanto riguarda i disturbi ossessivi da rituali di pulizia, e anche sono aumentate molto le somatizzazioni, quindi il focalizzarsi sui sintomi fisici, sui sintomi somatici. Adesso vediamo nell'ultimo periodo invece sono tornati notevolmente c'è stato un effetto di ritorno dei nostri pazienti psichiatrici che accedono molto di più ai nostri servizi, molto più in scompenso, e quindi hanno bisogno di aiuto maggiore. E per i soggetti invece, dottoressa, che già avevano dei pregressi? Sì, allora per i nostri pazienti devo dire che anche qui abbiamo visto un po' un'evoluzione, anche perché alcuni pazienti, soprattutto se noi pensiamo ai pazienti più gravi, quelli con dei quadri di psicosi, l'isolamento, comunque la mancanza di relazione con gli altri è già una condizione che vivono quotidianamente, e paradossalmente nel periodo in cui era diffusa, era estesa a tutti, l'hanno vissuta in maniera meno stigmatizzante rispetto a quello che può essere poi, perché era appunto diffusa rispetto a quello che i periodi normali, diciamo. Successivamente invece le ripercussioni sono state legate molto a peggioramenti dei quadri depressivi, con anche ideazione autolesiva legata alla sensazione di mancanza di fiducia, mancanza di visione per il futuro positiva, quindi basta pensare anche a tutte le difficoltà economiche che sono state vissute dalle famiglie, per cui è un aumento anche dei ricoveri in ospedale, mentre in un primo tempo erano diminuiti fortemente, adesso i ricoveri negli ospedali psichiatrici i nostri reparti sono costantemente pieni, quindi con un aumento notevole dei nostri pazienti, degli scompensi da parte dei nostri pazienti. E questo è un dato che ci deve far riflettere, perché fortunatamente si sono svuotate le terapie intensive, ma appunto, come lei ci dice, si stanno riempiendo invece i reparti di salute mentale, di psichiatria sostanzialmente, e questo ovviamente ci pone una riflessione anche sul dovere di cura nei confronti dei soggetti, soprattutto quelli più deboli. Sì, quello sicuramente. Diciamo che in questo ultimo periodo i servizi si sono modificati, si sono riadattati in un certo senso, perché la chiusura ha riguardato anche molte delle attività semi-residenziali, basti pensare per esempio, o anche riabilitative per i nostri pazienti.
per cui basti pensare ad esempio ai centri diurni che sono fondamentali per la riabilitazione, nei quali vengono effettuate delle terapie o comunque delle attività di gruppo, anche individuali, socializzanti molto importanti. Si sono fermati anche tutti i tirocini lavorativi e riabilitativi, per cui i pazienti si sono trovati che già hanno difficoltà a restare chiusi in casa e avere la mancanza di quei rapporti. E anche paradossalmente, mentre tutto il resto della società andava avanti o comunque si riapriva, per i nostri pazienti o per le persone più fragili, soprattutto se all'interno delle strutture, i tempi di riapertura sono stati e sono ancora più lenti, anche per proteggerli in un certo senso, per cui diciamo che anche questo ha influito moltissimo. Anche questo è un aspetto. Abbiamo una telefonata in linea. Pronto? Chi parla? Pronto, buongiorno. Pronto? Pronto, buongiorno, sono Maria. Buongiorno Maria. Seguivo il vostro percorso. Mi sente? La sento forte e chiaro, prego. Buongiorno. Allora, bene, seguivo appunto delle situazioni nelle quali ci siamo trovati e si parlava adesso. Prego Maria, dica. È evidente, vedo delle situazioni che si sono ripresentate riferite a episodi passati. Signora Maria, però deve abbassare il volume del televisore perché altrimenti non ci capiamo. Abbassi il volume del televisore. Uguale. Signora Maria, mi sente? Può abbassare il volume della televisione? Scusi. Ecco. Va meglio così? Sì, adesso la sentiamo forte e chiaro. Prego, riponga la domanda. È evidenziato, passato questo momento più difficile per noi, che si ripresentano situazioni collegate a episodi passati della vita di anni fa, diciamo. Okay. E c'è qualche consiglio nel quale vivere la situazione di adesso, per favore? E che cosa intende nello specifico, signora Maria? Nel senso, si rivivono situazioni passate magari con il fatto che si è in casa, che si resta in casa, si ha più tempo per se stessi, si rivivono... Vedo che adesso parlavano di attacchi di panico, riferiti a... Ecco, dottoressa Martucci, cerchiamo un attimo di rispondere. Che noi colleghiamo a episodi riferiti, non so, una decina di anni fa. Ok, chiaro. Sì. Prego, dottoressa. Sì. Ha toccato anche un punto importante, nel senso che questo periodo di chiusura, di isolamento ci ha portato anche a stare di più con noi stessi, perché non sempre l'isolamento coincide con la solitudine. L'isolamento, se vissuto con altre persone, con in famiglia, può portare anche in situazioni non disfunzionali anche un riavvicinamento, comunque a un intensificarsi dei legami. Quando si è da soli invece, o comunque quando si è vissuto già delle esperienze, questo isolamento, quindi più tempo per pensare e meno contatti, porta a rivivere e riacutizzare delle situazioni, come diceva prima giustamente lei, delle paure, delle situazioni del passato che si riaffiorano e diventano difficili da riaffrontare, questo lo capisco. Per cui una soluzione, come fare per affrontarle? Ora, sicuramente io quello che le consiglierei, se non ce la fa da sola, proprio perché, ripeto, è un meccanismo che è molto diffuso e che comprendo, di chiedere aiuto, di potersi rivolgere ai servizi o comunque chiedere un aiuto perché ci sono delle persone competenti o comunque delle persone che possono aiutarla.
e che non è sola in una situazione così, insomma, abbiamo notato moltissimi di queste situazioni. Signora Maria, la ringrazio. Grazie. Dottor Grossi, come si fa appunto per questo a richiudere il cassetto dei ricordi, soprattutto dei traumi, dei ricordi più negativi? Come diceva la collega, innanzitutto pensare che c'è la possibilità di farsi aiutare da un professionista, soprattutto quando questi ricordi sfociano in manifestazioni così importanti che sono gli attacchi di panico, che sono gli stati d'ansia. Naturalmente c'è passaggio prima che è quello di cercare di farcela da soli. Credo che chiarire qual è stata la situazione in passato, soprattutto con le persone, se c'è l'occasione, con le persone con cui ci si vuole bene, con cui ci si confronta, è già un buon modo di affrontare la situazione. Credo che vada ristabilita, cioè quello che abbiamo perso in quest'ultimo tempo, è la capacità di fidarsi delle persone, potersi confidare con loro e potersi scambiare i propri punti di vista. Anche se questi sono i motivi. E chiedere aiuto quando c'è bisogno. Chiedere aiuto quando vediamo che le manifestazioni iniziano ad essere importanti e che nonostante l'aiuto che abbiamo cercato di darci noi e che abbiamo cercato tra i nostri amici, tra i parenti, le persone effettivamente vicine, non porti alcun risultato, ci sono gli specialisti che sono disposti ad aiutarli. Quindi l'appello è quello di farsi avanti e magari non provare vergogna, perché a volte il problema è anche questo, insomma. Ma guardi, sono situazioni che proviamo tutti, anche i professionisti provano queste situazioni, per cui sono capite, comprese. Grazie dottore. Adesso per noi c'è qualche minuto di pubblicità, dopo ritorniamo con i nostri ospiti ad affrontare il tema dell'emergenza psicologica derivante dal coronavirus. A dopo. Di nuovo in diretta, vi do un aggiornamento prima di ritornare dai nostri due ospiti, perché è cominciata proprio in questi minuti la conferenza delle regioni, lo aveva anticipato poco fa Zaia, per mettere a punto il documento sulle linee guida per il rientro a scuola a settembre. Il testo sarà poi presentato alla conferenza Stato-Regioni, quindi allargato ovviamente all'esecutivo, in programma alle 14:30, quindi fra mezz'ora, dalla quale potrebbe arrivare quindi già in serata il via libera definitivo al piano sulla scuola 2020-2021. Certo non sarà una discussione sul velluto, stando alle premesse, stando anche alle proteste del mondo della scuola in questi giorni, i presidi contro la ministra Azzolina, gli insegnanti, le famiglie, gli studenti stessi. Ieri abbiamo visto immagini di protesta un po' da tutta Italia. Questo l'aggiornamento sul fronte politico-amministrativo, ma adesso noi stiamo parlando di un argomento assolutamente importante e specifico, l'emergenza psicologica che è derivata dall'emergenza sanitaria del coronavirus. Siamo per questo collegati con la dottoressa Marilena Martucci e con il dottor Antonello Grossi dell'ULSS 5 di Rovigo, dell'ULSS 5 Polesana. Martucci è psichiatra, Grossi psicologo. Vi chiedo, si è parlato tanto in questo periodo di infodemia, quindi dell'eccesso anche di informazioni, di comunicazione attorno al coronavirus. Quanto questo, diciamo così, questo assetto comunicativo ha influito sullo stato emotivo delle persone? Dottoressa Martucci. Sì,
ha influito moltissimo. Diciamo che c'è stata soprattutto nella fase iniziale una sovraesposizione, una sovraricerca anche di notizie che hanno creato inizialmente delle reazioni comprensibili di panico, di difficoltà, di paura. Una sovraesposizione di notizie che verso la quale bisogna comunque porre attenzione. La Società Italiana di Psichiatria, che è una delle società più prestigiose, ha proprio per questo motivo emesso 7 punti cardinali sui quali basarsi anche per fronteggiare, per non rischiare di sovraesporsi o comunque di lasciarsi travolgere da queste informazioni, che sono innanzitutto quello di dar ascolto soltanto ed esclusivamente a delle persone, delle figure competenti, riconosciute, e quindi non perdersi in notizie, in una ricerca anche ossessiva di notizie non filtrate e comunque non sicure, che generano solo, come dicevo prima, paura. Quella poi, altra raccomandazione in modo particolare, di non lasciarsi travolgere dalla paura, quindi cercare di avere uno spirito e anche una capacità critica nel selezionare e nell'ascoltare le notizie, pur partendo dal presupposto che comunque la conoscenza ci aiuta sia a capire che a superare le situazioni. Per cui, ripeto, è rivolgersi a quando si hanno dei sintomi o comunque siamo di tipo somatico, rivolgersi in particolare ai propri medici, non affidarsi alle notizie che si ascoltano, così come quando si hanno degli risvolti psicologici o comunque delle sofferenze di questo tipo, rivolgersi invece agli specialisti. Quindi la cosa importante, ripeto, è non sovrapporsi, non sovraesporsi alle notizie, ma soprattutto filtrarle ed accettarle e ascoltarle solo da persone competenti. Ecco. Grazie dottoressa. Abbiamo una telefonata in linea. Pronto? Chi parla? Buongiorno, sono Flora. Buongiorno Flora. Da dove chiama? Dalla provincia di Vicenza. Prego Flora. Allora, io ho osservato una cosa in questo periodo, che praticamente il nostro atteggiamento nei confronti delle altre persone è ambivalente. Da una parte c'è, diciamo, la paura di essere contagiati, cioè potenziali contagiatori, e vediamo gli altri, e anche se lo saremo anche noi in un certo senso. E dall'altra parte le persone che si vedono sono le uniche che ti hanno riportato a una realtà normale, insomma, cioè, quindi vediamo amici e nemici, tra virgolette, non è proprio il termine che voglio usare, però cioè, si trova da una parte il potenziale contagiatore, dall'altra la stessa persona è quella che ti dice siamo vivi, siamo qua, ci sono altre persone, la vita in un certo modo continua. Quindi, la mia domanda, curiosità più che altro, è: questo atteggiamento mentale potrebbe ripercuotersi nella nostra vita futura, nei nostri modi di pensare e di vedere al prossimo in questo modo, oppure verrà sfumato nel tempo? Cosa potrà rimanere di questo? Dottor Grossi, lei prima parlava di diffidenza, aveva cominciato questo tipo di ragionamento. Cosa può rispondere alla nostra telespettatrice, Flora? Ma quello che ha osservato la nostra telespettatrice è un fenomeno abbastanza comune. Noi abbiamo assistito in questa fase di chiusura a una sorta di polarizzazione dei nostri sentimenti. Basta guardare l'atteggiamento con cui abbiamo visto le figure sanitarie, i medici, gli infermieri in particolare. Da una parte li abbiamo visti come eroi, come coloro che ci salvavano, dall'altra li abbiamo visti come quelli che potevano portarci il contagio. In diversi episodi si è visto come gli infermieri o i medici, quando andavano a casa, c'erano i vicini che li guardavano con sospetto. Noi stessi vediamo, come diceva la signora, da una parte i nostri amici che sono disponibili ad aiutarci, dall'altra quando passiamo davanti alle persone
soprattutto un mese fa, 2 mesi fa, andavamo addirittura a trattenere il respiro, ad allontanarci, ad abbassare gli occhi. Sono fenomeni che con difficoltà si supereranno. Come diceva lei giustamente, come ricordavo io, c'è questa diffidenza aumentata nelle persone. Dobbiamo riabituarci lentamente, gradualmente, senza scoraggiarci, ad aver fiducia nelle persone, perché noi, come diceva prima la collega, sostanzialmente siamo degli animali sociali, abbiamo bisogno degli altri e non possiamo permetterci di pensare che gli altri sono i nostri nemici. Questo sarà un percorso molto lungo da un certo punto di vista, dottor Grossi. E c'è una fascia di cui tanto si parla, ma verso la quale poco si è fatto a livello politico-istituzionale. Parlavamo prima della scuola, del mondo della scuola, dei giovani. Dottoressa Martucci, come ha impattato il Covid tra i più giovani, quindi tra gli adolescenti, tra gli studenti che non potevano andare a scuola? Cosa ha provocato? Diciamo che ha provocato delle reazioni differenti a seconda poi un po' delle fasi. Sicuramente inizialmente c'è stato un impatto di disorientamento, un isolamento, ci si trova di fronte, come dicevo all'inizio, di qualcosa di nuovo e la prima reazione è quella dello shock, del disorientarsi. Successivamente è stato vissuto, può essere stato vissuto, soprattutto nelle prime fasi, anche come una sorta di vacanza, di situazione di allontanamento dalla scuola. Ma man mano che poi l'isolamento è proseguito e anche adesso comunque si ha una reazione differente, i comportamenti sono cambiati. Si è assistito a una chiusura molto maggiore, cioè o si è avuta una risposta da parte degli adolescenti, diciamo, di tipo adattivo, per cui soprattutto quando il supporto familiare o comunque anche le caratteristiche personali, ripeto, dei ragazzi stessi, quando c'è un supporto familiare o comunque c'è stata una situazione accogliente, allora serena, allora è stato possibile, ripeto, sempre considerando le individualità, viverla con un riavvicinamento anche con la famiglia. Nella maggior parte dei casi, proprio perché è un periodo particolare, un periodo molto critico, si è assistita proprio a una chiusura totale dei ragazzi, al subentrare di sintomi di depressione, di chiusura, di isolamento e un rifugiarsi anche in un mondo virtuale che una cosiddetta iperconnessione che certo, da un lato è già caratteristica degli adolescenti, ma mantenendo comunque dei rapporti sociali, quindi anche come altro modo di rapportarsi. Lì è diventato l'unico, per cui si sono create davvero delle situazioni di apatia, soprattutto della difficoltà di riorganizzarsi la giornata, di riorganizzarsi tutto questo tempo libero. Successivamente la scuola ha ripreso, anche se con modalità diverse, e quindi ha in un certo senso aiutato anche a ristabilire, come dicevo, questo equilibrio. E adesso invece che c'è stata questa maggiore apertura, c'è in un certo senso si potrebbe assistere anche a una certa sorta di sentimento di onnipotenza da parte dei ragazzi per questa diciamo libertà riacquistata, e quindi di sottolineare ancora quanto le misure di sicurezza sono importanti e vanno ancora mantenute, perché rappresentano davvero un problema. Certo, e tra l'altro qua si inserisce tutto il dibattito e i diversi appelli che stanno arrivando dal mondo istituzionale proprio ai più giovani, perché facciano attenzione, perché di fatto ci sono delle scene di movida un po' selvaggia che, diciamo così, fanno percepire un po' un liberi tutti che non ci può e non ci deve ancora essere. Dottor Grossi, queste nuove tecnologie però hanno aiutato da un lato soprattutto la didattica online, dall'altro, come diceva la dottoressa Martucci, hanno contribuito a un ulteriore isolamento relazionale dei nostri giovani. Sì, qua
c'è una situazione anche un po' paradossale, se vogliamo, nel senso che queste tecnologie da una parte sono state la rivincita da parte degli adolescenti, nel senso che prima di questa pandemia gli adulti erano molto critici su questi rapporti virtuali che avevano gli adolescenti, perché per gli adulti il rapporto virtuale non era un vero e proprio rapporto. Chi aveva un rapporto virtuale sostanzialmente era da solo. Poi gli adulti ne hanno fatto un uso anche eccessivo e anche con meno competenza da parte degli adolescenti. Si è visto invece che per gli adolescenti questo non era l'unico modo di rapportarsi. Si è visto che per gli adolescenti c'è sì la necessità e l'abitudine di collegarsi virtualmente, di avere rapporti contemporanei con tante persone virtualmente, però c'è una forte necessità di avere un contatto con i propri coetanei, di fare gruppo. Questo periodo di isolamento e di chiusura li ha spaesati e ha fatto sì che aumentasse il loro livello di incertezza. Le capacità relazionali che loro hanno acquisito sono troppo recenti, non hanno una certezza delle proprie abilità a relazionarsi con gli altri, e questo ha fatto sì che vivessero una sorta di spaesamento. Abbiamo visto durante il periodo di chiusura, lo stiamo vedendo anche adesso, come tanti ragazzi, tanti adolescenti cerchino di sfuggire a questi controlli e magari abbiamo visto e abbiamo sentito che si trovavano tra di loro anche quando non erano possibili a fare feste, a brindare, certo, perché era troppo forte per loro la necessità di ritrovarsi. E chi non l'ha fatto o quando non hanno avuto la possibilità di farlo hanno vissuto un sentimento di incertezza e di difficoltà che riscontriamo ancora adesso. Molti ragazzi, nonostante adesso non possano uscire, rimangono in casa perché non sanno bene se riusciranno a reintegrarsi nel gruppo, non sanno se sono capaci di farlo. E da qui l'urgenza anche di programmare un rientro a scuola che sia efficace, è assolutamente un passaggio fondamentale. Abbiamo ancora qualche minuto di pubblicità e poi ci ritroviamo di nuovo in studio. Di nuovo insieme per l'ultima parte di questa diretta straordinaria. Siamo collegati con il dottor Antonello Grossi, psicologo, e la dottoressa Marilena Martucci, psichiatra all'ULSS 5 Polesana. Stiamo parlando dell'emergenza psicologica connessa al coronavirus. Siamo davvero alle battute finali. Ultima domanda per lei, dottoressa Martucci. Le chiedo di essere sintetica, anche se il tema è complesso, quello degli anziani. Abbiamo parlato prima dei nostri giovani. Ecco, l'emergenza psicologica tra gli anziani, quindi questo eccesso anche di solitudine, come si ridimensiona? Gli anziani, come dicevo precedentemente, sono una delle popolazioni più fragili e che hanno risentito di più in questa fase, che risentono ancora in questa fase di pandemia. Per cui basti pensare anche al fatto che, come diceva giustamente lei, oltre all'abitudine c'è anche il problema hanno evitato comunque per molto tempo anche i controlli di tipo medico, tutto quello che riguarda l'aspetto fisico è stato trascurato per ovvi. Adesso pian piano quello che si stanno soprattutto recuperando un po' le relazioni con i familiari e quindi come dicevo dovrebbe anche migliorare un po' la situazione. Sono stati sicuramente uno degli anelli più fragili e più deboli di questa catena e di questo periodo per tutti i motivi che dicevamo prima. Certo, quindi recuperare la relazionalità è la prima è la base per poter superare questa emergenza psicologica tra gli anziani. Vi ringrazio, grazie davvero perché abbiamo affrontato dei temi importantissimi. Grazie al dottor Antonello Grossi e alla dottoressa Marilena Martucci. Grazie, buon lavoro davvero. Grazie.
Dicevamo, siamo alle battute conclusive, solo un rapidissimo aggiornamento: è stata adottata ed entrerà in vigore questa sera, mezzanotte, la nuova ordinanza regionale sul trasporto pubblico locale. Mascherine sì, distanze no, sport di contatto, quindi regole per gli sport di contatto, gli sport amatoriali, calcetto per intenderci. Ci sono nuove regole per le processioni, per i cortei, per i negozi che potranno riaprire nelle aree commerciali degli ospedali. Potranno riaprire anche le saune tra gli 80 e i 90 gradi, ma non i bagni turchi. Questo per dirvi che è un'ordinanza che ricomprende tanti settori, tanti comparti. Quella di oggi comunque è una giornata contrassegnata anche da altri fatti, ovviamente di cronaca, di politica. Questa sera vi racconteremo i funerali di Aldo Toniana nella sua Sant'Antonino a Treviso. C'è poi tutta la partita dell'autonomia con la partenza domani della campagna elettorale dei 5 Stelle, che si ritroveranno a Mestre per lanciare per l'appunto la sfida al centro-destra e anche al centro-sinistra. Insomma, tanti gli argomenti, ma ve li racconteremo nel corso delle nostre dirette e dei nostri telegiornali a partire dalle 17:30. Ringrazio Andrea Basso in regia, buon proseguimento di giornata.